Buona domenica a tutti i nostri telespettatori, siamo pronti con una nuova diretta, siamo pronti per dedicarvi una domenica 2 maggio con tantissimi ospiti. In anteprima Erika Mastrosimone, personal trainer, Roberta Zappalà, un insegnante, avremo con noi Lamberto Giannini della compagnia teatrale Mayor von Frintzius, Alberto Bertoli, cantante, Antonella Barbarossa, direttore emerito del Conservatorio di Vibo Valentia, e poi tanta musica, ma soprattutto tanto ballo. Ormai abbiamo acquisito anche il corpo di ballo della Show Dance Academy, quindi non c'è alcun problema. Noi saremo qui e aspettiamo tutti quanti voi per una nuova puntata di Ten e Lode. Restate con noi. Malandrino, chiodo giallo e zaffiro bluette, è lo zoo di Berlino. La mia tipa è un vampiro ed è pazza di me. Sei più bella dal vivo. Lei che balla è la donna del boss, davanti a un jukebox Tarantino. E con quei bravi ragazzi è delirio e De Niro. Ci balliamo bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam. Fuoco ai sedili, una gabbio rosa, mio amore. Questa è vita per noi, non c'è città che basti per noi. La tua gonna è Las Vegas, toglila poi. Diremo è solo un ricordo che ho rimosso. Fammi fuori bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam, bam bam. Modellatore bam bam, bam bam, ragazzi fuori bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam. Fantastici, e che corpo di ballo, ma guardate che costumi, guardate quanto sono belli, quanto sono bravi. Naturalmente solo le ragazze, cioè i ragazzi un po' meno, sto scherzando, sono favolosi, straordinari. Ancora un applauso da tutto lo studio di Ten e Lode, grazie ai nostri amici Giuseppe Ferraro e consorte che ci preparano questi ragazzi. Ormai è diventato il corpo di ballo, l'abbiamo battezzato il corpo di ballo di Ten. Ogni domenica ci stupiranno. Noi rincariamo la dose perché siccome sono talmente bravi, prossima domenica non uno ma bensì 2 balletti. Grazie ragazzi, grazie e ci vediamo più tardi magari. Chissà, ci sarà una sorpresa già stasera, magari rivedremo un ballo proprio qui in diretta. Ecco, nel bello della diretta, nei cambi di scena e quant'altro, fatemi salutare subito Antonio D'Amico, che oggi non è con noi, il nostro opinionista, per un impegno personale, familiare, ha avuto un lutto in famiglia, è venuto a mancare una zia e noi di Ten e Lode ci abbracciamo a lui e alla famiglia, insomma, che ha perso questa cara zia. Quindi ci dispiace Antonio, ma come era giusto il saluto sia da parte mia che da
Damiano che è qui con me, Vincenza e Alex. Buon pomeriggio. Speriamo di Così... strappargli anche un sorriso oggi, se magari avrà occasione di vederci in un momento così, magari riusciamo magari dopo, certo, magari quando la rivedrà. Grazie intanto a tutti quanti voi per essere qui, soprattutto ai nostri cameraman, a tutti gli operatori che lavorano dietro le quinte, come sempre, con impegno, dedizione. Siamo riusciti pian pianino, vedi Damiano, anche a reinserire la danza, seppur poverini anche loro devono passare dalla parte, noi la chiamiamo la zona tamponi ormai, che è necessaria, però doverosa per poter essere in studio qui con noi. Ecco però un segnale che qualcosina piano piano, dai, cerchiamo di non essere, no Vincenza, di non essere negativi, ma quindi no, assolutamente. si sta muovendo qualcosina, speriamo che tutto possa migliorarsi. Guarda, i colori, i costumi che tu prima hai citato, bei colori estivi, colori insomma di speranza che portano un po' di felicità. Erano veramente belli, e ottimismo. Io guarda, mi sono innamorata dei costumi delle ragazze, splendidi davvero, una ventata di allegria. Sì. Alex, il tuo parere, dai, come li hai visti? Preparati. Tu invece oggi cosa ci hai preparato di bello? È sempre una sorpresa, perché tu lo sai che io improvviso, prendo l'attimo. E a noi piacciono le improvvisazioni. Allora, visto che ci piacciono le improvvisazioni, te ne lancio una io. Vai con 30 secondi un pezzo con Alex, intanto che mi raggiunge Damiano per la top 10. I need somebody to. You might need somebody to. Want somebody reaching for your heart. Open up and loud and true. 'Cause everybody needs someone around. Try to tumble down. Grazie Alex. Faccio anche, guarda. Yes. Faccio anche, vedi? Il giretto ci vuole. Allora, top 10. Cosa ci riserva oggi la top 10? Guarda, oggi, o meglio, questa settimana non è stata una settimana molto piena, quindi è stato anche un po' difficile andare a trovare il bello, che poi il bello sono purtroppo delle cose, delle tragedie tragicomiche, come le definisco io, ma noi ci ridiamo su per non piangere, come si suol dire. Però anche questa settimana siamo riusciti in qualche modo a ricreare qualche chicca ad avere il meglio del peggio, molto divertente. E allora partiamo subito la scalata verso il primo posto, quindi 10° posto di questa settimana. Iniziamo, caro Giuseppe, con questa bellissima offerta, ragazzi, acquista 3 ricevi 1, quindi tu vai lì, ne paghi 3 e te ne viene dato 1. Di solito no, è il contrario, chissà il grafico cosa si è inventato, quindi tu acquisti 3 e ne ricevi 1, mi raccomando, se ne acquisti 6 ne ricevi 2. Acquisti 3 ne ricevi 1. Bellissimo, no? Chissà se qualcuno ha comprato. Andiamo avanti. Nono posto. Abbiamo questo come posso dire, si trova spesso nei vari distributori, no? Bevanda al gusto di bicchiere vuoto, perché ormai sono targetizzati, no? Quindi è bevanda al gusto di bicchiere vuoto. E Nicolò dice: dammi una bevanda al gusto di bicchiere vuoto perché ho voglia di niente. Che tu ti arriva al bicchiere vuoto, insomma, non so cosa te ne puoi fare. Andiamo avanti, come umano lei, la famosa citazione. Andiamo a quella successiva, forza, andiamo alla posizione successiva. Tu hai mai preso un bicchiere vuoto nel distributore? Mai. Quindi non posso chiederti che gusto aveva, mi dispiace. No. Allora, questa io sì, l'ho preso. Tu l'hai preso? Di plastica. Di plastica, proprio.
Non di carta, perché plastica. cioè, c'è questo tabù che il bicchiere di plastica noi lo chiamano ancora bicchiere di carta, cioè non è di carta ma è di plastica. Esatto. Allora, questa è inventiva, perché vista così sembra una montagna, ma poi i palazzi dietro fanno capire che è solo un accumulo di terra, e all'improvviso è apparso la scritta Hollywood come in America. Questo è il genio, non so chi, non sappiamo chi è l'inventore, ma meritava davvero una posizione perché è riuscito veramente a ricreare, no? La collina di Los Angeles, bellissimo, bellissimo. Andiamo avanti, settimo posto. Iniziamo un po' a proposito di offerte. Questa è un'offerta che è andata a ruba, fave rubate, quindi il commesso lì ha messo, diciamo, il fave rubate, €1 ogni 2 chili, però ci teneva a specificare che non erano sue, perché ovviamente se poi non sono buone uno torna da lui e gli dice: scusa, ma ste fave dove le perché io le ho rubate, cioè non sono oppure mie. ti invitava a rubare, quindi fave rubate, fave, perché a 2 chili è vero, 2 chilogrammi a €1. Ci sta, può ci stare, sta. no? Le fave rubate, tu hai mai rubato una fava? Rubami Io le una fave fava. le mangio. Ma non le rubi? No, le mangio. Bene. Di solito me le regalano, sai? Magari Poi- quello che poi te le tu- regala però Però capace non che è le ha rubate. importante, Damiano, perché poi tu le prendi le fave, Sì. tagli la nostra pancetta fantastica, fai fave e pancetta. Fave e pancetta, Fave e così. pancetta. Mamma ragazzi, stasera faccio fave e pancetta. Vedi le fave Tubettini. rubate, le fave rubate. Andiamo avanti, sesto posto, noi l'abbiamo dedicata a questa bellissima notizia. Si finge colonnello per far colpo sulle donne, e ovviamente è stato denunciato. Poi, signor colonnello, sono un colonnello. Giustamente Rino dice: esercito un certo fascino. Questa arriva dopo, ma arriva, esercito. Cioè, Marco, quindi lei è colonnello? Sì, ma nulla di serio, una famosa citazione di Aldo, Giovanni e Giacomo. E poi Federico dice: ingenuo, sono anni che ci provo ma non funziona. Lo dice Federico Colonnello, che fa proprio di cognome così. Andiamo alla prossima. Quinta. 5 posti, vediamo cosa abbiamo in riserva. Allora, caro Giuseppe, Sì. la Cina ha scoperto una cosa, cioè c'è un nuovo lavoro, ragazzi. Io lo dico anche a chi vuole trasferirsi in Cina perché vuole cambiare lavoro e ha, diciamo, questa propensione nel poter, gli piace, insomma, litigare e quant'altro. In Cina è possibile noleggiare un attaccabrighe che litiga al posto vostro. Cioè io praticamente potrei farci milioni, giustamente dice questa bellissima pagina. Voi immaginate, no, quanti mariti, quante mogli che litigano. Guarda, ci pensa, io ho pagato una persona che litiga al posto mio, ma è geniale, geniale. Ti piacerebbe avere uno che litiga al posto tuo? No, io voglio litigare io litigo tutte le mattine quando mi guardo allo specchio, ecco, sai, questo- ma con me stessa, quindi pensa tu se dovessi... E qui ci sono altri problemi, manda anche tu un SMS. Adesso cambieranno canale, grazie a tutti. Ciao mamma, scusa, Giuseppe, non litigo con me allora, stessa. parere femminile e parere maschile. Tu pagheresti, dici, guarda, vammi a litigare tu con tutti magari i problemi che hai, no? Tu dici: vai tu al posto mio che c'è il condominio, c'è quello, c'è quell'altro. Onestamente forse ha ragione lei, ma non per litigare tra te. Onestamente no, Ma se- credo che è più tu bello, dici, vai tu in prima vai tu, persona. voglio litigare Ci sono io. Sai dal come gestire. soddisfazione, Perché noi siamo italiani, Damiano, ragazzi. Noi siamo italiani e ci piace un po', no? Andare noi e dire la nostra spesso e volentieri, spesso, no? Andiamo al quarto posto. Quarto posto è successo. Tu ti ricordi che nella scorsa top 10 al primo posto c'era il tizio, noi avevamo fatto la parodia con il tizio che mangiava fuori con tutta la pioggia, il vino, ti ricordi? È successo a Ferrara che a cena con l'ombrello, pur di andare al ristorante nella prima serata. Questo era, diciamo, il risultato. Il cocktail era un po' annacquato, tanti si lamentavano del cocktail un po' annacquato, però chissà perché. Ma come con i cinema, ci sono stati cinema che hanno aperto alle 6 del mattino, alle 6 meno 5 era tutto pieno. Al cinema alle 6 di mattina, ragazzi. C'è una voglia veramente di uscire e di andare in questi luoghi. Andiamo avanti. Primi 3 posti, vediamo chi c'è sul podio questa settimana. Abbiamo questo bellissimo sportivo, questo guardalinee, che almeno così, insomma, nelle vesti proprio classiche di un guardalinee. Lui si guarda la linea. E giustamente Revan dice: questo è un guardavigne più che guardalinee. Giuseppe, ogni 5 calci d'angoli 1 litro di olio.
sta anche quando il fuorigioco lo controlli al bar anziché al VAR. Anche questo è molto molto geniale. La lavatrice vive più di sé con calci forni, una serie di citazioni, ma fantastico. Io non ho mai incontrato un guardalinee del genere, ma spero un giorno in una categoria, anche perché l'altro lo vediamo vestito. Vabbè, andiamo avanti. Secondo posto abbiamo un video, vi ho portato qui un contributo, perché a volte noi che facciamo questo lavoro, che stiamo davanti agli schermi, dall'altra parte diciamo c'è la persona che telefona, che scrive, che spesso e volentieri attacca i conduttori, no? Perché dice, dite un sacco di... Questa è la reazione di un conduttore che ci teneva a sottolineare questo punto qui. Vediamo insieme. Tanto fenomena che dice il giornalista è anche virologo. Io non sono un virologo e non sto semplicemente analizzando dei dati, gentile signora Baleani, sto semplicemente dicendo delle cose banali, semplici, che probabilmente lei con il suo cervello non riesce a elaborare. Quindi si svegli, si dia una regola, vada su internet piuttosto che chattare e guardare su Facebook le stupidaggini, guardi per favore, si informi, legga, guardi e poi si faccia una ragione. E non c'è bisogno di essere virologi, bisogna essere persone di buon senso, cara la mia Fabiana. E vada... No, dai, vabbè, alla fine stava per... Se l'è presa molto male. Ma io non so la storia prima purtroppo, però siamo riusciti a catturare solo la sua reazione, ma indagheremo su questo. Ma al primo posto, ahimè, ci finiamo nuovamente noi calabresi, perché questa è la notizia della settimana che ha fatto un po' la notizia di tutta in Calabria, a Corigliano Rossano, quindi insomma ci tocca molto da vicino. Questa dovevi mettere proprio. Lo so, però purtroppo ragazzi sottolineiamo purtroppo a Corigliano Rossano, questa è la notizia nostra, purtroppo assembramento nel bar, i carabinieri multano i poliziotti, Giampietro, e poi è arrivata la guardia di finanza ed ha multato sia i poliziotti che i carabinieri perché del trambusto nessuno aveva gli scontrini delle consumazioni, che sembra un po' quella alla mia vecchia fattoria, mio padre comprò, alla vecchia fiera, mio padre comprò, quindi poi chissà, c'era questo effetto matriosca che purtroppo insomma questo se l'è meritato. Purtroppo primo posto, ci siamo finiti. Ricordiamo che era un paesino delle province, però è tutto a posto, tutto rientrato. E questa era la top 10 di questa settimana. Non è successo molto, ma noi, vedete, riusciamo sempre a catturare, insomma, e poi ci pensano i nostri concittadini o comunque altre che fanno cose che noi, insomma, possiamo portare. Quindi grazie a voi a casa. Aspetta, Damiano, io ne ho una per te. Girati e fai vedere com'è la camicia, c'è un motivo. Allora, dovete sapere che prima di entrare in diretta, guarda, sto vedendo le paturnie, prima di entrare in diretta si gira e mi fa, ma la camicia dietro sta bene? Allora fai vedere ai nostri telespettatori se Giuseppe, sta bene. tu che dici? Sta bene, non ci sono. Allora, lo scoprirai alla fine della puntata. Meglio. Alla fine della puntata lo scoprirai. Meglio. Non glielo dite. Quel che è fatto è fatto, ragazzi. Io vado al mio posto perché abbiamo poco tempo, giusto? Vado al suo posto tranquillamente perché noi ci dobbiamo collegare con Alberto Bertoli. Puntata oggi abbastanza frizzante. Mi fa piacere che i nostri cari opinionisti della social room siamo carichi. Subito c'hanno queste intese in prima battuta. Allora, lanciamo prima un video. Come si suol dire, come detto prima, pane e pane, vino. Allora, al termine lanciamo il video di Pane al pane e al rientro collegamento con Alberto Bertoli. Ma che autori che abbiamo, ma che precisioni, quello che scrivono in queste scalette. Io ringrazierei ancora il nostro buon Francesco Turco per la ricerca degli ospiti, dei collegamenti e tutta la regia video con Didona, i ragazzi che stanno dall'altra parte, Serafino Stasi, Saverio Greco, Fabrizio, direttamente dalla Grande Cetraro, che spero un giorno andremo a fare una puntata anche lì live con Fabrizio, perché ce lo siamo promessi, un posto bellissimo anche da visitare, e i ragazzi tecnici audio, Vittorio, Antonio dall'altra parte. Ecco, ci tenevo perché, ripeto, deve ripartire il mondo della musica e il mondo dello spettacolo, e questi signori che ho appena citato sono dei grandi professionisti che non lavorano certamente solo con la nostra troupe, con il nostro Tennellode, ma hanno necessità di lavorare tutto l'anno con i grandi eventi, quindi c'è necessità, insomma, che questo mondo, no, Vincenza, riparta al più presto, quindi ci uniamo ancora a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo e più tardi parleremo anche di questo. Andiamo subito però a vedere se è collegato Alberto Bertoli o lancio prima il video. Mi lancio il video e poi ce lo vediamo
se possiamo interloquire subito dopo con lui. Prego la regia di mandare il primo contributo video. Che non devi urlare, tu che vuoi insegnarmi a ragionare. Sono preda incosciente di gente che manipola la nostra mente, ma poi per farne cosa, chi lo sa? Nei vaccini microchip guinzaglio, il virus che c'è in giro è un grande abbaglio. Segna rosso il livello, pazienza, se sei tu il primo senza coscienza. Ce ne fosse uno per l'idiozia, te lo cedo, la mia dose è già tua. Pane al pane, vino al vino, pane al pane, vino al vino. Dici di svegliarmi che sono al centro, vabbè, ti va bene solo quel che hai in testa te. Né scienziati o professori come te. Per le strade sfilano incazzati, con i crani vuoti, derubati. Le stronzate alle voci più forti, che non contano i numeri e i morti. Bill Gates, l'OMS, 5G. Manca niente alla mina vagante. Pane al pane, vino al vino, pane al pane, vino al vino. Dici di svegliarmi che sono al centro del mirino. Vabbè, ti va bene solo quel che hai in testa te. Né scienziati o professori come te. Ti sei chiuso dentro nelle cuffie, ritornelli di complotti inascoltabili. Una specie di prigione, è la casa degli specchi che riflette solamente la tua immagine. Ok, grazie. Pane al pane, vino al vino. E questo è il nuovo brano, il nuovo inedito del grande artista Alberto Bertoli. E c'era venuta già voglia di ballare in studio. Alberto, come stai? So che sei in collegamento. Ciao Giuseppe, come va? Bene, 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 piacere sentirti. Alberto. Io però volevo dirti una cosa, siete degli assassini, io pensavo di crepare con le fave prima. Aspetta perché non ho avuto il ritorno in studio, scusami, dicevi Alberto? Dico, siete degli assassini, io stavo per morire con le fave prima, una roba. Dovrei cercare almeno di essere serio quando parlo della canzone, ma ci riesco. Senti Alberto, allora credo che tu sei forse uno fra i primi cantautori ad affrontare il tema vaccini, mi sbaglio? No, è vero, e lo dico un po' con tristezza, nel senso che credo che ci sia bisogno di parlare di questo tema. Penso che molte persone siano spaventate e credo anche giustamente, perché l'informazione ha fatto una grande confusione, sì. Ha cambiato un pochino i termini ed è finita che la gente si sia sentita spaventata da alcuni vaccini. Io ad esempio, che sono anche operatore sanitario, mi sono vaccinato con AstraZeneca, sto benissimo. Non abbiate paura dei vaccini perché sono tra i farmaci più sicuri al mondo. Bene, bene. Allora, facciamo un po' di ordine. Come è nato il pezzo, Alberto?
Allora, il brano nasce in realtà da una discussione che ho con alcuni amici, in realtà uno in particolare, però insomma diciamo che ho alcune persone che sono convinte che all'interno dei vaccini ci siano delle cose strane e che facciano male. Io l'ho scritto qualche mese fa, davvero diversi mesi fa, e mi è successo di scrivere questo brano, poi dopo, come ti dicevo, essendo anche logopedista, sono stato vaccinato il 28 di febbraio e fidandomi, non si dice si crede nella scienza, ma mi fido della scienza, e ho promosso la cosa sui miei social, mi sentite? Sì, era andata via un attimo l'immagine e è ritornata. Vai Alberto. L'ho promossa con una foto e ho ricevuto un sacco di insulti. Da lì ho pensato che anche se la canzone era quella che possono chiamarsi instant song e che non mi fanno molto piacere perché credo che le canzoni debbano essere sempre, per tutti i tempi, ho deciso di promuoverla lo stesso perché ci vuole una risposta forte e ferma a certe questioni. Credo che le persone vadano rassicurate e che sia giusto provare paura, ma sia anche giusto e doveroso da parte nostra informare le persone in un modo giusto. Bene, sono d'accordo con te. Senti, una curiosità, cosa avrebbe detto tuo padre ascoltandolo? Ma guarda, io allora faccio un passo indietro. Nella discussione dove mi hanno infamato sui social, qualcuno ha scritto anche che mio padre si sarebbe vergognato, si sarebbe ribaltato nella tomba. Allora, la prima cosa che mi viene da dire, visto che siamo in tema allegro, è che mio padre è stato bruciato, quindi fa fatica a rivoltarsi nella tomba. La seconda cosa è mio padre ha avuto la poliomielite a 9 mesi e per 38 anni della sua vita è salito dalla finestra perché aveva una casa popolare assegnata dal comune ed era al primo piano rialzato, c'erano le scale e lui doveva arrampicarsi dalla finestra per entrare in casa. Se ci fosse stato un vaccino per la poliomielite se lo sarebbe fatto, anzi forse se ne sarebbe fatti 4 o 5. Quindi credo che sarebbe molto contento della canzone e della mia presa di posizione, che è ovvio che non fa gioco al mio pubblico, perché è ovvio che ci sarà qualcuno che non è d'accordo e quel qualcuno io probabilmente lo perderò, però credo che si debba essere, come diceva Antonio Gramsci, ci si debba schierare da una parte e sostenere le proprie idee, perché è un dovere che abbiamo non solo verso di noi ma anche verso le generazioni future, in questo caso verso i miei figli, certo, e anche i vostri. Giustissimo, poi sappiamo bene che i leoni da tastiera, quelli lasciano il tempo che trovano. Scusami Damiano, sì, perché andiamo in pubblicità e ritorniamo con Alberto Bertoli, qualche minuto, a tra poco. Eccoci prontissimi, siamo in onda con Alberto Bertoli e Damiano che sul più bello siamo dovuti andare in pubblicità. C'era una domanda per Alberto Bertoli, prego Damiano. Alberto, ci sei? Eccoti qua. Allora, ci siamo non lasciati. Non fare una domanda sulle fave, ti prego, perché no, niente fave. No, però seriamente, cioè tu prima di andare in pubblicità hai espresso un concetto meraviglioso, che un artista quando sale su un palco, comunque scrive una canzone, ha la totale libertà di esprimere il suo pensiero, e hai anche detto un termine interessante, ovvero schierarsi poi su magari un'idea o altro. Quindi da artista ti chiedo cosa ne pensi di ieri, insomma del 1° maggio, di quello che Fedez ha fatto nel suo spazio, sul palco. Se condividi... Io credo che... Vado? Vai. Io credo che abbiamo bisogno di un tipo di artista del genere che prende posizione e che si schiera dalla parte dei diritti di chi è meno rappresentato. Io credo che Fedez, al netto di tutte le cose che ho letto nelle poche ore che ho avuto, perché me l'ha detto in realtà il mio manager e il mio grande amico che saluto, Ferdinando Bruno,
me l'ha detto lui, perché io ieri mi stavo occupando di altro, non ho avuto modo di seguirlo, sono andato a rivederlo. Credo che abbia fatto un atto di coraggio molto grosso, e non solo. Quando ci si schiera così, e io sono figlio di uno che faceva proprio questo, è ovvio che si prende una parte di pubblico, ma se ne perde tante altre. Quindi questo vuol dire che lui, come, scusate il termine, ma aveva le palle, e le ha. L'ha sempre dimostrato. Poi che piaccia o no all'artista non lo discuto neanche. A me piace come persona, mi piacciono le sue idee, mi piace il modo in cui le prende. Ho visto anche il filmato dove lui ha questa discussione con i vertici Rai, e devo dire la verità, un ragazzo così giovane che prende queste posizioni e le difende a spada tratta, ce ne sono pochi. Quindi io gli faccio un grande applauso e spero ma che guarda, gli infatti artisti volevo in Italia arrivare siano proprio così. lì, cioè, quando poi c'è stato insomma il secondo filmato, ecco, che secondo me ha alzato ancora di più il vero polverone, perché insomma quello che poi ha citato Fedez nel suo spazio da artista, perché poi sul palco io sono pienamente d'accordo con te, è l'artista che in quel momento si assume tutte le responsabilità, ma il suo spazio, il fatto che la Rai voleva censurare quel tipo di pensiero la dice molto lunga, no? Sulla libertà e su quello che poi un artista oggi, come tu hai fatto con i vaccini, lui si è schierato insomma con, Esatto. come hai detto tu. No, guarda, io credo che ci sia, non sia questo tipo il problema, ma più che altro fare una cosa edulcorata che vada bene a tutti. Non si può mai farla. Prima di tutto ognuno ha le sue opinioni e le sue idee, ma ognuno ha anche i suoi gusti. Non si può piacere a tutti. Quindi, visto che siamo unici perché scusate, abbiamo una vita che grazie, che abbiamo una vita che proviene dalle nostre radici, è giusto che noi esprimiamo questa unicità per i processi e le idee che abbiamo nella testa. Io credo che fa questo la differenza. Essere, non so come dire, quelli che vanno bene a tutti a me non sono mai piaciuti. Quindi Fedez mi piace. Passare inosservati, come si suol dire, no? Perché poi un artista con la sua musica lascia qualcosa, che sia un'ideologia, un pensiero o un'emozione, che ben venga questa incisione, giusto per usare un termine, no? Artistico, sì. Esatto. Giuseppe, ma mi consenti di fare una domanda proprio su quello cui stiamo discutendo adesso? Ma quindi tu che genere di artista pensi di essere? Perché poi alla fine, no, come diceva Damiano, l'importante è lasciare un po' il segno. Dato che mi stanno arrivando un po' di messaggi, soprattutto sulla canzone e sul video che prima abbiamo visto ed è piaciuto veramente tanto, cosa ti piace o ti piacerebbe trasmettere ai radioascoltatori e ai nostri telespettatori? Intanto grazie. Io non ho nessuna velleità di apparire e sembrare qualcosa di diverso da quello che sono. Sono abbastanza motivato al fatto di essere una persona libera, che ha un pensiero libero, che può essere d'accordo con il governo o può non esserlo, indipendentemente dalle leggi. Questo vorrei che arrivasse alla gente che mi viene a ascoltare. Scusate, io ho un po' di tosse. Salute, ma sono vaccinato. Sono vaccinato. Allora, siamo distanti abbastanza. Dai. C'è più protezione dello schermo. Credo che sia importante che questo messaggio arrivi, cioè chi arriva a un mio concerto, chi ascolta le mie canzoni, le ascolta e deve sapere che il mio pensiero è passato dalle mie parole, dai miei accordi senza filtro. Se va bene, bene, se non va bene, mi dispiace. Ci sono tanti altri artisti, uno se non gli piace quello che dico e quello che penso, può andare da un'altra parte. Beh, certo. Alberto, grande, scusami, Alberto. tu hai la possibilità di farci sentire qualcosa in diretta? Non so se per i prossimi mesi qualcosa stai ce già l'ha fatta sentire, preparando. 2 volte. Vabbè, a parte... Scherzo, Senti, a parte i vocalizzi che ci hai fatto sentire prima, dicevamo... sono belli, colpi di... Giuseppe, stai lavorando su qualcosa quella per i era prossimi... per sistemare la voce adesso che ci deve far sentire qualcosa, no?
Sembra preparata, ma in realtà... Alberto, hai la possibilità di farci sentire qualcosa in diretta? No, purtroppo no, perché sono fuori casa e in questo momento non ho neanche, come si dice, a noi piacciono tutti gli artisti tranne Alberto Bertoli, grazie, la puntata finisce qui. Alberto, ma come? Era un modo per ringraziare anche Ferdinando che ci permette di questi collegamenti, il tuo manager, era solo per, vabbè, lo faremo in una prossima puntata per augurare ancora un in bocca al lupo e una ripartenza a tutto il mondo dello spettacolo, perché c'è veramente tanta gente a casa. Che ci tengo veramente tanto. Ci sono tante persone che lavorano con noi, tanti professionisti che purtroppo sentendoli in questo periodo hanno cambiato mestiere. Io spero che ritornino a farlo perché erano molto bravi, ce quelli che lavoravano con noi, e spero che ci sia la possibilità di tornare a fare il nostro mestiere come era prima per le persone. Ce lo auguriamo. Tutto lì. E noi proprio perché questa voglia di sentire musiche, di ascoltare talenti non ce la facciamo mancare qui a Tennellode, abbiamo un ospite musicale che è Davide Florio della scuderia La Voce Produzione, e colgo l'occasione ancora per ringraziare Alberto Bertoli per esserci collegato. L'ultima battuta con Alberto: hanno imputato a Fedez, no, agli artisti che fanno troppo i politici. Io spero che tanti politici invece facciano i cantanti, quindi lasciano. Fammi dire una cosa, Damiano, perché mi sta veramente sulle scatole. Quando qualcuno mi scrive, e lo dico per quelli che vengono sulla mia pagina Facebook piuttosto che Instagram e tutto il resto, quando qualcuno scrive preoccupati di cantare, io mi preoccupo della mia vita e della vita delle persone a cui voglio bene, ed è per questo che scrivo e dico cose. Se non siete d'accordo potete sempre cambiare canale. Grazie. Grande. Grazie Alberto, vi lasciamo con Davide Florio. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra inutile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore e ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti 1000 volte e rovinare tutto, no. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi e senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente e dirti solo una parola, ma dolce più che posso. Come il mare, come il sesso, finalmente mi presento. È così, anche questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se non è successo ancora. Aspetterò quando è il momento e non sarà una volta sola, ma spero più che posso che non sia soltanto sesso, questa volta lo pretendo e preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia. E se davvero prenderò il volo, aspetterò
forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone ad oltre più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta lo pretendo, perché oggi sono oggi sono io. Giuseppe, ma che bel regalo Fantastico. mi hai fatto oggi con Davide. Tu non vero? lo sai, ma io e Davide ci conosciamo da un sacco di anni. Eh sì, Sai, ebbene sì. ci siamo rincontrati sempre al mare insieme con una compagnia insomma di amici. Bravo Davide, mi sei Grazie piaciuto mille. tantissimo. Grazie, ritorna quanto vuoi, abbiamo qualche altra puntata ancora di Ten e Lode per stare insieme. Ne sarei onorato, grazie. Grazie a te, grazie a te. Salutiamo quindi il nostro ospite Davide e diamo appuntamento invece adesso alla prossima intervista ed è arrivato il momento di conoscere Roberta Zappalà, eccola che sta per raggiungerci. Intanto Vincenza, dalla Social Room ci sono aggiornamenti? Allora, qualcosa? guarda, tanti complimenti a Davide, Sì. tanti complimenti ovviamente al nostro ospite precedentemente intervistato, perché sai Giuseppe, poi la libertà di pensiero e di espressione è quello che un po' caratterizza tutti noi, soprattutto forse noi al sud, no? Che siamo un attimino veraci, gente di cuore, gente vera, quindi tanti complimenti. Io ricordo al volo il numero WhatsApp 345 92 11221, potete anche telefonarci allo 0984 84 1720. Senti, perché nascondi qualche messaggino di quelli che arrivano? Ad esempio quelli che ti hanno chiesto di ballare al centro dello studio. Questi lei li nasconde. Io sono girato di là perché mi hanno detto Giuseppe, puoi venire un attimo? Sono uscito fuori di scena e mi hanno fatto leggere i messaggi dalla regia. Lei quelli li nasconde. Quindi sei anche ballerina, non lo sapevamo. Sì, io sono ballerina di Caraibici. Pensate un po', l'ultima puntata di Ten e Lode cosa mi tocca fare? Farvi vedere la Vincenza Gallo che balla al centro dello studio e il batterista che accompagna E magari... te che canti, perché vogliono sapere, sentire anche te cantare. Io suono, tu canti e lei balla. E lei balla. Mazza, abbiamo fatto la banda. Roberta, ti chiedo scusa. Io faccio gli applausi. Roberta, ti chiedo scusa, ma questo è il mondo di Ten e Lode. Questi Un bellissimo mondo, si grazie. improvvisano tante cose al momento. Siamo in diretta, però per noi, vedi, non c'è copione, non c'è diciamo niente di programmato tra gli opinionisti. Ci incontriamo qui e conosciamo al momento chi sono gli ospiti. Tutto questo nel bello della diretta. E oggi devo dire che i nostri autori veramente si sono superati perché abbiamo un bel parterre anche oggi. Ad esempio tu lavori nel mondo della scuola, giusto? Sì. Quindi il mondo della scuola che tra l'altro è tra i più penalizzati dal Covid. Ecco, io partirei con una domanda dove c'è stata tanta critica, no? Sul mondo della DAD, il mondo in presenza. Ecco, tu cosa ne pensi della didattica a distanza, Roberta? Allora, premetto che ancora per dare un dato certo dobbiamo aspettare, perché noi ancora stiamo vivendo questa situazione di DAD e di didattica integrata. Sicuramente la DAD in assoluto, così come tutte le tecnologie, non vanno demonizzate. Però è vero anche che più pedagogisti, psicologi e anche moltissimi noi docenti che poi stiamo in frontiera nelle scuole con i vostri figli, fratelli, insomma con i nostri cari in via di formazione, ci rendiamo conto che la didattica a distanza d'emergenza è necessaria, bisogna garantire il diritto di istruzione, però è un'illusione pensare che non darà in termini di emotività, di relazione, delle conseguenze. Indubbiamente è garantito il diritto all'istruzione, questo è fondamentale comunque perché fra il nulla e il qualcosa è già tanto. Nessuno si aspettava una pandemia in atto, ecco. E come diciamo sempre, speriamo che finisce al più presto, altrimenti gli effetti dopo non saranno solo quelli della catastrofe sanitaria che abbiamo visto e che continua purtroppo a procurare allarmi e vittime, ma c'è anche quella poi economica e c'era anche quella sul mondo della formazione. I nostri ragazzi non stanno seguendo al 100% queste lezioni come si dovrebbe, quindi è inutile nasconderci dietro ad alcune cose. Allora. Speriamo che dopo c'è poi la buona volontà di
recuperare in qualche modo, ecco. Anche perché così, Roberta, scusami, io posso continuare a darti del tu, mi sono permesso di farlo in prima battuta perché siamo entrati subito in simbiosi, quindi pensi che la scuola così strutturata sia abbastanza inclusiva? No, a mio avviso no. Ripeto, il diritto all'istruzione viene garantito, ma pensiamo in un'area come la Calabria, in cui internet non è garantito in tutti i paesi, in cui non tutte le scuole sono dotate di una rete supportante. Sì. Pensiamo a quelle famiglie che hanno vissuto da sole l'abisso delle disabilità, dove per disabilità noi non dobbiamo intendere soltanto la menomazione fisica, ma qualsiasi fragilità che può interessare un ragazzo in qualsiasi momento della sua vita. Anche una situazione complessa in famiglia, un divorzio, una malattia improvvisa da parte di un genitore in questo periodo può diventare motivo di autoesclusione e per noi docenti ogni giorno da dietro lo schermo, soprattutto per le scuole superiori, perché la scuola superiore è stata la scuola secondaria di secondo grado penalizzata in tal senso, è stato davvero difficile bucare gli schermi per renderci conto di tutte quelle sfumature che invece in classe ci sono note, perché lo sappiamo che il linguaggio dei nostri ragazzi lo siamo stati noi, ma lo sono loro, non è soltanto la parola, spesso è uno sguardo. Certo. Spesso è un segno ed è lì l'azione del docente e quindi noi abbiamo dovuto fare uno sforzo superiore in tal senso. Ecco, a proposito di questo, quali sono i sacrifici maggiori che avete riscontrato proprio voi docenti? Beh, all'inizio è stato un vero trauma. Io ricordo ancora il momento in cui c'è stato il primo decreto, allora Conte, in cui si diceva sospensione dell'attività didattica, ma per noi tutti è stata in quel momento avvertita come una chiusura necessaria, chiaramente, delle scuole. È stato un trauma per noi perché abbiamo perso le nostre classi, è stato un trauma per i nostri ragazzi perché hanno perso tutto il loro mondo. In questo periodo spesso, ed è giusto anche che ci si domandi questo, ci si è concentrati sulle conoscenze che questi ragazzi avranno, come faranno per il futuro, ma ci siamo dimenticati che non esiste alcuna esperienza dietro i banchi di scuola se non è associata alla relazione, al compagno, al primo innamoramento, alla capacità di superare quello step volta dopo volta insieme ai docenti, a volte anche sfidando l'adulto in classe, nei dovuti modi, ma è giusto. Sentendoti parlare noto come questa situazione ti abbia preso e soprattutto ti ha dato anche grinta, forza di andare avanti, forza di lottare, perché lotti sia per la tua materia, lotti per quello che è il futuro di giovani ragazzi che ti stanno guardando adesso anche in diretta, perché in diretta ci sono anche i tuoi allievi magari che si saranno collegati. Ecco, cosa ti senti di dire ad esempio a tutti i ragazzi delle scuole, ai tuoi colleghi in questo momento? Beh, io devo dire che in quest'anno la grinta mi è venuta soprattutto dai miei allievi e sono stati loro volta per volta, ancora prima dei numerosi corsi di formazione che abbiamo fatto tutti noi docenti. È stata proprio un'esplosione di formazione e da questo punto di vista la pandemia è stata importante. Però la forza è venuta da loro, dalle loro esigenze, dall'ascoltare ciò che volevano. Cioè, alle volte forse è stato meglio fare un argomento in meno, ma cercare di portarlo davvero nelle loro vite, perché ha lasciato il segno. Magari la parte psicologica ha influenzato molto di più quella... Tantissimo. Noi quando pensiamo alla mente normalmente pensiamo all'intelligenza, ai processi logici, analogici, giusti. Questi si vanno sviluppando nel tempo, però c'è tutta una fascia di più piccoli e comunque che comprende l'infanzia, i preadolescenti e poi gli adolescenti e comunque in generale l'aspetto emotivo è quello che ti fa. L'altro emisfero, no? L'altro emisfero del cervello. In realtà quando si parla di mente, si parla di sentimenti, l'analisi biostrutturale di ognuno di noi, emozioni. No? La mente è tutto, cioè l'uomo non è separato in maniera dicotomica, cioè in due. Solo intelletto, solo emozioni, noi siamo tutto, quindi ignorare questo aspetto significa ignorare gran parte del nostro essere insegnanti, formatori, educatori, in prima linea. Anche perché poi dipende come affronta ognuno di noi una situazione del genere. C'è il ragazzo più introverso, c'è quello estroverso, c'è quello c'è la parte emotiva, la parte razionale, che poi ecco non è... Sai, scusa se prendo la parola, Prego. È più difficile andare ad indagare nel ragazzo estroverso quale problematicità ci sta nascondendo che quello timido. Esatto.
È più difficile, è lì che a me è venuto a mancare, e allora lì è stata fondamentale sinceramente riscoprire le famiglie, riscoprire nella maniera sana e giusta la relazione con le famiglie. Roberta, qualcuno immagina la riapertura estiva anche delle scuole. Tu cosa ne pensi di tutto questo? Il principio di base non è sbagliato. Sappiamo che chi ha avuto una famiglia alle spalle ha continuato a frequentare le lezioni, alla bene, peggio, meglio, dentro la scuola, fuori dalla scuola, ma moltissimi ragazzi sono spariti dai radar, e allora andarli a riacciuffare è stata una missione nella missione, no? Per riportarli dentro. Quindi in linea di base il principio è giusto. Ma la vera domanda è, anche in questo caso abbiamo ascoltato davvero quello che vogliono i ragazzi? Siamo sicuri che quest'estate vorranno vivere ancora l'esperienza di discipline nuove per arricchire già quanto fatto durante l'anno? E vi assicuro che non è stato così poco, è stato tanto. Abbiamo in tutta Italia strutture supportanti. Che necessità c'era? Molti sono già i PON estivi che le scuole fanno da anni, proprio per evitare la dispersione. Quindi l'idea di base è giusta, ma ci sono davvero, ripeto, queste strutture pronte ad accogliere i ragazzi? Certo. I ragazzi magari cercano un momento adesso di svago, staccare un attimo da questa DAD, dal momento difficile, ecco, per come è stato presentato anche lo studio in generale. Perché... Indubbiamente sì, cioè io penso che in una scuola del futuro, se noi le immaginassimo anche strutturate alla maniera di campus, con dei servizi, con dei parchi, dove fare vere attività ricreative, con dei teatri, sì. Ma noi non dobbiamo pensare solo alle scuole cittadine, noi dobbiamo pensare a tutti gli allievi, altrimenti non è la scuola dell'inclusione, è la scuola dell'elite, dove c'è la scuola supportante, ben vengano queste attività, e tutti gli altri andranno a arricchire forse i popoli superflui. Come dice il pedagogista dell'Unical, Mario Caligiuri, dice stiamo accelerando questo tempo di creare forse delle elite e invece stiamo accelerando il baratro verso i popoli dispersi. Per me sono alunni tutti. Quindi io devo essere sicura che se attuo queste misure non siano soldi sprecati. Giuseppe, se mi permetti, arrivano tantissimi messaggi per la professoressa di complimenti, perché evidentemente il messaggio che sta lanciando arriva ai nostri telespettatori, e molti ragazzi mi stanno scrivendo finalmente un insegnante che tutti vorremmo avere. Quindi insomma, questo... Penso che sia il complimento più bello. Posso rispondere? Se Roberta è d'accordo, io aprirei anche le linee telefoniche, perché siamo in diretta, quindi se qualche genitore, qualche alunno, qualche conoscente, insomma, ecco, della nostra trasmissione Tenellode sa come funziona, basta chiamare il numero 0984 84 17 20 e la redazione smisterà la chiamata in studio. Magari, se Roberta sei d'accordo, ad accettare eventualmente un... Ok. Quindi apriamo le linee telefoniche tranquillamente. C'erano altre domande, Vincenza? No, in realtà guarda, sono... stavo ascoltando diciamo, con particolare interesse anche questa dedizione, no, in questo periodo, perché ho notato magari tanti professori o altro che hanno accettato questa condizione senza poi magari... missione nella missione, come lei ha detto prima, no? Tanti professori invece si sono soffermati su quello che, vabbè, c'è questo, facciamo questo. Quando conta, ecco, magari riuscire a entrare nelle famiglie, perché non tutte le famiglie poi hanno la capacità non solo di educare i figli, ma anche di insegnare questa propensione allo studio, anche perché questo è un periodo ormai da 2 anni quasi, insomma, che i ragazzi si stanno perdendo un pezzo della loro storia, no? Della loro vita, che è quello proprio della socialità, ma anche del public speaking, no? Cioè affrontare quella voglia, anche quella vergogna di parlare in pubblico, un'interrogazione piuttosto che... Quando conta magari veramente la cooperativa tra insegnanti nel riuscire a recuperare questa... E se c'è, se magari tra professori vi siete riuniti, magari di un istituto o più istituti. Roberta, scusami, ti chiedo solo la gentilezza di rispondere dopo la pubblicità, perché stiamo andando in pubblicità, così i nostri telespettatori restano ancora collegati sul nostro canale 10. A tra poco. Eccoci qua, Roberta.
il mondo della scuola, il mondo accademico, le istituzioni. Eravamo alla domanda, deve rispondere ora. Sì, volevo solo fare un'anticipazione ai telespettatori con chi siamo. Chi si è appena collegato sul canale, siamo con Roberta Zappalà, docente, e stava rispondendo alla domanda di Damiano Giordano. Prego. Allora, la cooperazione è fondamentale fra docenti, è un po' come in ogni buon sistema familiare che riesce, ci deve essere comunione, potremmo dire, dialogo. E saper superare anche le varie polemiche che possono nascere, perché no, sapendo che si è tutti insieme per l'interesse comune che sono i nostri ragazzi. In fondo noi docenti per 5-6 ore con progetti ci assumiamo la responsabilità dei vostri figli e la sentiamo forte, quindi non può non esserci un dialogo. E quindi la cooperazione direi che è stato il sale di quest'anno, anche per una didattica a distanza d'emergenza immersiva come abbiamo subito. Roberta, la risposta con i genitori invece, cioè questa visione che lei ha appena dato, come è stata vista dai genitori? Cioè... Dai genitori sicuramente in maniera, questo termine oggi è un po' così ambiguo, positiva. I genitori basta positiva, che ve li... in alcuni casi è stata a volte più complessa sicuramente, ma nella complessità noi dobbiamo sempre trovare la via della cooperazione, è il nostro dovere. Ognuno di noi ha le sue specifiche e questo è il nostro. Complimenti. Roberta, una testimonianza che puoi portare nel nostro studio dei ragazzi cioè di questo periodo, una testimonianza particolare, un aneddoto, qualcosa che ti è rimasto più impresso? Allora, diciamo che in questo periodo dobbiamo stare attenti all'emotività, però volevo portare un esempio del progetto che è stato fatto ultimamente a scuola da noi, che riguarda l'educazione civica. Da quest'anno sappiamo che è entrata nelle classi da protagonista, semmai ne fosse uscita, dai tempi di Aldo Moro quando è stata istituita ad oggi, e i ragazzi si sono occupati, ad esempio della mia scuola, di un progetto che riguarda la legalità e la tutela del patrimonio culturale e dell'articolo 9 della Costituzione. Hanno lavorato tutto l'anno e improvvisamente si sono trovati a costruire un'intervista per il generale di brigata Roberto Riccardi. E quindi del Comando Tutela Patrimonio Culturale. Hanno gestito tutto loro, compreso l'evento, hanno moderato, hanno costruito l'intervista durante l'anno, hanno superato la difficoltà non difficile, grazie al generale che è una persona veramente splendida, di poter parlare con un generale. Allora, cosa significa questo? Che non è vero che i ragazzi non hanno appreso, non è vero che i ragazzi vanno solo compatiti, i ragazzi vanno anche stimolati, motivati, esattamente come accade nelle classi reali, solo che nelle classi virtuali, dicevo, ci sono delle criticità che non possiamo permetterci di sottovalutare con superficialità. Soprattutto dare motivazione, mi piace quello che hai detto, perché spesso e volentieri i ragazzi, noi nelle varie puntate abbiamo detto fanno la valigia, vanno via perché credono inizialmente che tutto è più facile, tutto è più semplice, invece no, perché se gli dai la giusta motivazione gli puoi dire al ragazzo che esiste la TV anche in Calabria dove puoi fare comunque della formazione, ecco il mondo del giornalismo, ha detto prima, hanno intervistato il colonnello, si sono sentiti, no? Sì. Immagina anche far vivere proprio in diretta in uno studio televisivo, realizzare ecco, proprio il modo a modo di redazione, tutto questo. Cioè se si fa gruppo, se si fa rete, tutti gli operatori insieme, quindi si abbracciano le iniziative della scuola, si valorizza il lavoro che fanno tutte le istituzioni, ecco, come abbiamo detto noi ringraziamo sempre la Polizia, i Carabinieri, tutti i vari organi che lavorano in simbiosi. I ragazzi, la motivazione va a 1000, sì. Si evita sempre di meno. Ma sa, io insegno una materia che molto spesso dicono ma che serve? Italiano, latino, greco, materie morte. In realtà questi italiano? No. Io sono solita esordire le mie lezioni dicendo che la lingua italiana è la lingua straniera più parlata dagli italiani. Esatto. Quindi insomma congiuntivi dice ma che serve, tanto l'italiano è facile, la storia italiana vanno imparata a memoria, le lingue morte. In realtà loro hanno avuto modo di concretizzare come una corretta comprensione dei testi della Costituzione, dell'attività del giornalista e del comunicatore, l'hanno toccato con mano da un frutto che è l'intervista, un lavoro
Quindi si vede come qualcosa di astratto, perché in fondo a 13 anni, quando tu vai a spiegare Dante, dici bello, almeno che non hai una particolare sensibilità, dici bello. Quindi tu devi fare capire a 13, perché c'erano anche i ragazzi ospiti dell'Istituto Comprensivo di Montalto Centro, una classe terza, quindi abbiamo fatto sinergia fra scuole superiori, secondo grado e prima. E sono... vorrei dire un termine colloquiale, si sono scialati, si sono divertiti alla fine, anche se avevano una paura da morire, scialati perché hanno ripassato, terminologia. hanno ripassato proprio quella domanda, secondo me ognuno aspettava il loro turno, che se l'ha letta 50 volte. Se è possibile, facciamogliela rivivere proprio in studio, un'intervista volentieri. dal vivo, Comunque il progetto si snocciola proprio in 2 anni, perché è più ambizioso, quindi ne sentirete ancora parlare. Bene, e noi saremo felici di ospitarvi nuovamente, quindi grazie Roberta per essere stata con noi, grazie ai tuoi ragazzi, speriamo che ci hanno seguito, noi gli mandiamo un grosso abbraccio, magari anche al dirigente della scuola, no? Qual è il dirigente? Professoressa Immacolata Gigliotti. La salutiamo, tutta la scuola, e speriamo di vedervi in studio qui da noi al più presto. Grazie a voi per questa opportunità, grazie di cuore. Complimenti ancora. Alex, è il tuo momento. Keep from crying sometimes. I can't keep from crying sometimes. Mama, did you know she's just gone? That I just love. I can't keep from crying sometimes. Well, what I say, in the morning, what a breath of a day, I can tell her my needs. I fall on my knees, you know what? Remember, she don't just go that I know I can't keep on crying sometimes. Grazie Alex, e noi siamo in compagnia già della prossima ospite, che è Erika Mastrosimone. Grazie Erika per essere a voi qui con noi. Con Erika parleremo un po' del quanto è importante mantenersi in forma. Erika è venuta qui con noi per parlarci proprio di questa materia, e parleremo anche delle palestre che sono chiuse, parleremo di un bel po' di cose. Diamo un ordine all'intervista. Allora, intanto cosa bisognerebbe fare ogni giorno per mantenersi in forma? Allora, innanzitutto ciò che ancora non capiscono molte persone è il fatto che l'attività sportiva di per sé è il semplice fare cose. Cioè l'andare a camminare, il pulire casa, andare a fare la spesa, già quello per noi è un dispendio calorico, quindi non è il semplice andare in palestra o andare a correre, e quindi già questa è una buona parte del nostro dispendio. Scusami, quindi se io pulisco casa divento come te, perché tu ti devi alzare, è bellissima, Giuseppe, è bellissima. Sicuramente pulire casa, lasciare la macchina a distanza per andare al lavoro, fare le scale, è un dispendio durante la giornata che può far tanto. Purtroppo con questa situazione Covid le persone si sono un po' accomodate, e questo ha reso le nostre vite molto sedentarie. Molto. Ed è stato un grosso problema sotto l'aspetto salute proprio. Erika, non a una persona come me, perché io faccio tanto sport, si vede. Tu Erika devi capire che domenica scorsa ha invitato un nutrizionista per aggiustare un po'. Oggi un personal trainer. Volevo invitare Erika, lo sapevo. Gentilmente potete staccare il microfono a Damiano in questa intervista, grazie. Cosa ti sentiresti di dire a chi vorrebbe fare sport per la prima volta ma è titubante? Ripeto, non riguarda me, perché io sono uno che fa tanto sport, proprio tantissimo, dalla mattina alla sera. Allora, sicuramente l'errore che fanno molte persone è quello di voler fare tutto subito. Ed è un errore grandissimo, perché questo poi porta nel giro di anche di una settimana al mollare. Vedi?
Questo è l'errore più grande, cioè dobbiamo innanzitutto ascoltarci, sicuramente metterci in mano dei professionisti, perché purtroppo il web è pieno di troppe cose e rischiamo di fare grossi danni, e anche lo sport di per sé deve essere fatto in un determinato modo. Io ci ho provato. Mangiando. Allora, ci ho provato. Facendo le puntate di Fatti Food e mangiando, là ci ho provato. Racconto giusto questo in 2 secondi. Sì. Ero insieme a una persona che un caro amico, andiamo a comprare 2 bici da corsa, così, una sfida. Vogliamo comprare 2 bici? 2 bici, siete andati di corsa? 2 bici, siamo andati al volo di corsa, siamo andati a prendere. Di corsa a prendere. Siamo andati solo a prenderle. Abbiamo comprato queste 2 bici da corsa. Ecco, questi sono i consigli proprio da non seguire, da non fare mai. Allora, prendiamo la bici da corsa, andiamo in giro, dai, facciamo un po' di sport, cosa ne pensi? Va bene, mi convince. Andiamo a comprare le bici, prima tappa dal mio paese a un paesino che dista 80 km di distanza, cioè mai fatto bici da corsa, mai salito su una bici da corsa. Ecco, l'errore più grande è che sono arrivato da così ad Amendolara, ho telefonato, venitemi a prendere per favore, perché no, siamo ritornati, ma la sera sono stato malissimo poi. Perché ecco, l'incoscienza personale, perché poi voglio dire, la colpa è mia, nel senso che mi sono messo su questa bici, non ho rispettato quello che è un allenamento, non ho rispettato quello che erano le regole che magari un ciclista o chi si avvicina a questo mondo deve iniziare a fare. Giuseppe, quindi adesso la bici da corsa nel magazzino è stata venduta, è stata venduta dopo una settimana, perché poi ho capito che non avevo il tempo, ecco, poi e sbagliavo, ho sbagliato perché poi sai cosa? Che bisogna trovare il tempo per fare lo sport, anche importante. Perché l'idea di uscire dalla zona comfort, no? Ci può stare. Abitui il tuo corpo a usare tutta l'energia che c'è in circolo, come per perdere grasso, capito? Però tu sei uscito oltre la zona comfort, sono uscito oltre. È andato un po'. No, e quindi questo è un chiaro esempio di ciò che non si deve fare. Invece, correre fa veramente dimagrire? Allora, ha i suoi pro e i suoi contro. Sicuramente farà dimagrire, ma non come pensano molte persone. Anche perché la corsa ovviamente va a lavorare in primis a livello cardiovascolare, quindi sicuramente apporta dei benefici, come può essere appunto rafforzare il cuore. Però il problema è che quando corriamo, a parte che non tutti riescono a tenere una corsa di 1 ora costante nel tempo, quindi ci si ferma, abbiamo l'affanno, stiamo male, e quindi questo non ci porta realmente a dimagrire, a perdere grasso, anche perché si supera una soglia della frequenza cardiaca che sta praticamente a lavorare nei carboidrati, quindi brucerà carboidrati e non, quindi zuccheri, e non grasso. Mentre già fare una camminata a passo svelto è una cosa che possono fare tutti e ci permette di andare a bruciare i grassi, anche perché correre molte persone è meglio evitare, come ad esempio delle persone obese o delle ragazze che tendono ad accumulare maggiormente sulle gambe, rischieremmo solamente di creare dei danni. Quindi è vero che sicuramente che allenarsi è utile per mantenere un buon stato di salute, questo è il dato più importante. Cosa consigli alle persone invece in età avanzata come Damiano per mantenersi in forma? Io, guarda, ai suoi 82 anni. Io faccio uno sport molto sfiancante come il CrossFit, quindi diciamo che se conosce lei si allena. Lei ha iniziato dicendo che chi fa sport fa cose, no? Sì. Noi come categoria di CrossFit alziamo cose, quindi è la stessa cosa. Alessandro, tu cosa fai per allenarti? Ingurgito cose. Io guardo la gente fare cose. Lei guarda, quindi vedi, siamo tutti sportivi. Ognuno di noi ha le sue cose, No, sicuramente per gli anziani è fondamentale, e anche i medici stessi lo dicono, che a tenersi in forma comunque rafforza la muscolatura, quindi anche una persona anziana che tende ad avere una muscolatura molto più fragile, anche di per sé proprio le ossa, sicuramente andare a fare una camminata, ma ci sono anche delle ginnastiche specifiche per queste persone, come della ginnastica dolce, che non va a sovraccaricare a livello cardiovascolare, che non è il dolce che pensi tu, di andare a rinforzare la muscolatura, ecco. Bene, senti, in questo momento che le palestre sono chiuse, ci si può allenare a casa? Assolutamente sì. Noi oramai con tutte le mie ragazze sono quasi 2 anni che il percorso viene fatto solo ed esclusivamente a casa, con ciò che si ha.
bastano delle bande elastiche, alcune ancora vanno avanti con le bottiglie d'acqua per farti capire, quindi eppure i risultati arrivano, perché torniamo a dire, se c'è un percorso fatto in un determinato modo, ovviamente in base all'obiettivo della persona, i risultati arrivano. Se diciamo a noi aspettiamo, non si farà mai nulla. L'estate si avvicina, l'estate sta arrivando. Esatto. Una cosa importante, visto con le riaperture delle palestre, speriamo il prima possibile, lo sport aumenta il sistema immunitario. Esatto. Cioè, questa è una cosa fondamentale in virtù proprio della pandemia, comunque. È proprio cioè, così. aumentare il sistema immunitario oggi diventa È fondamentale. Fondamentale. A questo punto accetto l'invito. Per prepararci al meglio, perché arriva l'estate. Quest'estate. Da dove dobbiamo iniziare? Cosa bisogna fare? Allora, in primis mangiar sano. Ecco, e qua siamo a posto. È la regola. E poi piano piano ogni giorno cercare di fare qualcosa in più. Io non so degli solo se devo obiettivi. diminuire le quantità, perché io la mattina parto così, subito dopo il latte, un po' di soppressata di quella... Stiamo già sbagliando, No. non ci siamo, No. non ci siamo. Chi non inzuppa la Ma sorpressata nel latte? Scusate, mio nonno diceva, bellissima la domanda. vita va aiutata di mattina. Lui iniziava con peperone e patate alle 9:30. Io non ho Conduttore, capito. ho fatto un'ottima domanda, altro Prego. che soppressare. Esatto. Gentilmente, siccome ho un piccolo tocco di cervicale, che, non è che si può spostare gentilmente da questa Guardi, parte. io così mi alzo un attimo. diamo anche la nostra davvero, vuoi che mi Vincenza. alzo? No. Sì, vieni alla poltrona qui vicino a Damiano, così siamo tutti. Cameraman, Sì, posso? cameraman, sì, Ho nel l'ok. bello della diretta, ma non vi preoccupate, ma si passa davanti. Ecco, sta passando davanti a me. Sfatiamo un po' questi Ma miti, sì, il cameraman blocca perché noi quello, siamo blocca nobili. quest'altro, blocca quello. Ah, ecco, nel bello della diretta, dai. Erika, che vuol dire mangiar sano? Allora, mangiar sano non è fare una dieta. Poco capicollo, poco. Fare dieta Sei è fissato. un qualcosa Ragazzi, che non bisogna è mangiare la possibile mattina. mantenere nel tempo. Perché giustamente una persona si sente schiava. Mangiar sano significa mangiare tutto nelle giuste quantità. Ovviamente ci sono degli alimenti che è preferibile evitare, come potrebbe essere il fritto, come potrebbe essere la suppressata. Ti è andata proprio male giù. Male. Cioè, domenica scorsa la nutrizionista gli ha chiesto del caciocavallo silano Lo posso mangiare? la mattina. Ragazzi, ma se nei programmi mi mandano a fare fatti food quelli e parliamo di prodotti sono fatti tipici, food tuoi, come quelli. certo. Fatti tuoi. Certo, quindi Non è che te puoi stare là, fare l'intervista, guardare e non mangiare. non mangiare, non si può. Non si può. È peccato. Vincenza ne sa qualcosa perché sì. è venuta Mi ha invitato in una una o due volta, puntate. poi ho mangiato tutto, non mi ha invitato No, poi ci più. hanno bloccato con sto Covid, non potevamo andare più da nessuna Ma parte. meno ci hanno un po' male, a questo bloccato, quindi punto. meno male perché se no eravamo. Vabbè, bando alle ciance. Da questo, però, Erika, tu ne hai fatto anche un'altra professione perché sei diventata anche un po' influencer, scusami, Sì. giusto se è questo Diciamo il... che è partito tutto più ho iniziato a fare tutto ciò da atleta. Ok. Quindi l'ho sviluppato prima su me stessa e poi piano piano l'ho fatto come lavoro e poi ho cercato di amplificare il tutto proprio sul mondo dell'online, prettamente. Infatti anche se oggi le palestre sono chiuse, io ho dedicato il tutto sull'online in modo tale da poter aiutare comunque sia le persone che volevano stare in forma. Bene, questa è una cosa importante. Ma non gli hai chiesto sì. cosa mangia la mattina, però. Ma io voglio sapere proprio cosa mangi durante il giorno. Allora, Cioè, questo è la Tennello, ci facciamo i fatti degli altri. pancake non Questo è il manca nuovo- mai. Il pancake, Anch'io. ma mangi quale? Quello proteico o quello Anch'io. normale? che Scusate, mangiamo devo fare il tutti? lancio. Anch'io. Scusatemi, Dipende dagli regia, ingredienti datemi la camera, per favore. Datemi la camera. Quale camera? Vado a questa. Abbiamo terminato Tennellote. Benvenuti su I Fatti Loro. Prego. Un attimo. I fatti food. Prego. No, allora, in realtà dipende dagli alimenti che vai a inserire dentro. Cioè, Tu li cucini tu, non prendi quelli No, della li Conad cucino precotti io. che li metti nel Guarda, forno. tu basta che Sta a prendi la posto. farina d'avena, d'avena, albume d'uovo. bravo. Ma questo ragazzo come mai sa tutte queste cose? Sai che ha detto che fa Ma se crossfit. sono sportivo io, Vincenzo. Cioè, Mamma. non è che Ma siamo sai, siamo qua. messi male, siamo proprio messi male, tra destra e sinistra qua. Guarda, io posso iniziare, io con la buona volontà posso eliminare solo il capicollo che mangio dopo la soppressata, quello volentieri. Magari lo lascio un po' meno, però tutte queste cose non riesco. Allora, però Subito è non riesco. fondamentale mangiare in maniera sana, allenarsi, perché uno non deve guardare solo l'aspetto fisico, quello che ovviamente ti darà il mangiar sano e l'allenamento, ma anche proprio come un fattore di salute per noi stessi. Ma lei ti convince, Però vedi? io Guarda, posso lei dire proprio- una, guarda, tu mi convincerai in un solo Hai modo. visto? No, non sai in che modo. In che modo? Se mi assicuri che se io
scusatemi, adesso sto dicendo un'oscenità, lo so, però la dico con tutta la benevolenza di che questa abbiamo battezzato con un altro ragazzi, programma, no? Di questa oscenità tutti. guardando là. Allora, ci hai pensato tu, ci ho pensato Alex e ci avete pensato tutti quanti. Ma se io mangio sano riesco ad avere il tuo seno magnifico. Perché dovresti avere troppo. C'è una scollatura che è allucinante. Vincenza cortesemente, siamo in fascia protetta. Oggi è pazza, oggi è partito. Musica! Oggi è Alex, ti prego, musica! Alex, salva questa donna. Salva questa puntata, Alex. Musica. Va bene, dai, ok. Alex, musica. Adesso mai più. Anche perché dopo abbiamo altri argomenti, uno più importante dell'altro, addirittura abbiamo e quindi devo arrivare fino alla fine ancora. Per Vincenza questo è un argomento molto serio. Cavolo. Per Vincenza Tennellode termina qui. Miss Italia. Vai Alex. Cioè, sembra un po' la musica di un allenamento, no? Infatti. Creiamo proprio un'atmosfera anche con le luci, è perfetto, proprio un allenamento. For a time to reach the past and touch with eternal beat. Do you rather like to feel it with my life? If you're really going to listen, baby, it's fantasy and me. Don't let me go. Don't cry tonight. Don't let me go. Don't cry tonight. Era quasi provocatoria questa canzone. L'abbiamo notato. Comunque, facciamo anche sempre un omaggio. Ieri 1° maggio, comunque, insomma, il famoso concerto. Che purtroppo non si è tenuto sì, che non si è tenuto comunque nella classica veste, secondo anno. Quindi, insomma, un abbraccio a tutti gli artisti. Speriamo davvero che possa riportare palestre e i grandi eventi. Ma ad oggi, 1° giugno, vero? Anche nel mondo del personal trainer. Ad oggi, 1° giugno, riapriamo? C'erano delle grandi fiere. Come? Dico, ad oggi, dicono il 1° giugno, che le palestre... 1° giugno è ufficiale, si riaprono le palestre. Così dicono, sì. Bene. Sì, ad oggi, speriamo. Erika, abbiamo parlato quindi di cosa bisogna fare per mantenersi in forma, correre fa veramente dimagrire e abbiamo dato la giusta. Ultimissima domanda, la musica e lo sport insieme, quanto è importante questo connubio? Vedo tanti personal trainer che si basano molto sulla scelta delle colonne sonore da utilizzare per i loro allenamenti. Allora, io credo sia molto soggettivo in realtà, perché a me può aiutare a motivare un determinato stile di musica e a un'altra persona invece quello che ascolto io non piace, però la musica di per sé mette vita. Okay. Quindi ovviamente anche nell'allenamento uno deve andare lì e tirar fuori tutta la grinta per star bene, perché questo non dobbiamo vederlo come una cosa, oddio no, devo andare ad allenarmi, chi me la fa fare? No, non deve essere assolutamente questo. Allora abbiamo dato poi se ti ricordi l'insegnante di nuoto lì che abbiamo avuto, sì, non mi ricordo, lui visto cosa diceva della musica, che in gara tipo ad esempio nelle gare di CrossFit la musica dopante. Non la mettono perché è dopante, sì, diciamo dal punto di vista mentale, no? Sì, sì. E quindi dipende anche da quello. Chi si prepara alle gare magari non la usa per avere un tempo più consono, no? La realtà, perché la musica ti carica molto. Ti carica tantissimo. In questo programma abbiamo dato ricette fino adesso di dolci. Vincenzo ha preso sempre appunti, Damiano pure. Abbiamo parlato di primi piatti, di secondi. Abbiamo avuto gli chef in collegamento che davano la ricetta in diretta. Questa volta vi diamo la ricetta perfetta. la ricetta come per chi deve iniziare. Ecco, quindi dobbiamo prendere appunti. Un attimo, prendo pure io la mia penna.
chi deve iniziare a fare sport, da dove deve partire. Erika, tipo Giuseppe che mangia malissimo, se domani deve cambiare completamente, perché dovrà cambiare tutte le caselle, cosa consigliamo a uno come Giuseppe? Allora, consiglio di organizzarti la tua giornata innanzitutto, quindi mettere la parte allenante come un lavoro deve essere. Fare quindi quello che più ti piace, cioè a che ora dobbiamo segnarlo su... all'orario che preferisci. Sì, lui già alle 9 non ti risponde al telefono. Ma fatti alle 9 della mattina. Allora, alle 8 del mattino. Alle 8 del mattino. Tu ti alleni alle 8 del mattino? No, vedi, mi fanno già perdere la voglia poi. Uno ci va bene, allora, fai un bel video allora, e poi lo vediamo. Facciamo un attimo una giornata tipica. Vai. Allora, 8 del mattino, primo allenamento. Che cosa devo fare? Vai a fare una camminata. Grazie. Vado a fare una camminata. Quanti minuti? Ma per iniziare una persona che non l'ha mai fatto, un mezz'oretta, 20 minuti è più che sufficiente. Rientro a casa dopo, sì? Penso di sì. Mezz'ora. Non devi correre. Senza correre? Senza correre. Hai già capito, quindi... Lascia stare. Già capito che stiamo parlando di uno che non... Bene, quindi il primo giorno, mezz'ora di camminata. Ok. Finito? Finito. Basta. Giorno successivo. Sì, ma devi mangiare bene. Hai capito? Aspetta, cosa deve mangiare dopo la camminata? Aspetta, alle 8 quindi non ho fatto colazione. O devo fare colazione? No, certo, fai colazione. Quindi faccio colazione alle 7. Chiama Damiano che ti prepara. Anche perché se vai prima, secondo me, appena inizi, poi ci rinunci, non ci vai più a camminare. 7 colazione. 8 camminata. Finito. Per una settimana? No. No. Ok, il giorno successivo, tralasciando il cibo, come ha detto lei, che è fondamentale. Pensa tu. Allora lì decidi di fare un allenamento che non è a livello cardiovascolare, ma vai a lavorare a livello anaerobico, quindi i muscoli. Ok. Ok? Cosa ti piace fare? Mangiare. Che ne so? Mangiare. Ci sono tantissimi, cioè come lui fa ad esempio il CrossFit, c'è chi fa invece sala attrezzi, dipende ovviamente da quello che piace alla persona, non deve essere obbligato per forza. Se vuoi un allenamento dinamico. Ho capito, devo prima conoscere bene gli attrezzi. Te stesso, Devo fare prima un po' di teoria. Tranquillo, fino a quest'estate conosci te stesso, e poi la prossima ne poi se ne parla. Tranquillo. Grazie soprattutto ad Erika Mastro Simone. Noi ci abbiamo scherzato sopra un attimino per dire invece quanto è importante fare un buon allenamento e soprattutto un augurio ancora e un in bocca al lupo a tutte le palestre e gli addetti ai lavori di questo campo che è fondamentale. Grazie Erika. Grazie a per voi. essere stata con noi. La famosa DAD oggi è anche in palestra per adesso. Sì, bravissimo. Quindi speriamo insomma. Noi andiamo in pubblicità, però vi prometto che la prossima settimana, Erika, se è d'accordo, porteremo qui al centro dello studio una ragazza che ci farà vedere degli esercizi magari leggeri che possono fare anche i nostri amici da casa. Siete d'accordo? Molto. Bene, allora andiamo in pubblicità. Grazie a tutti, ci vediamo fra pochissimo. Bene, eccoci nuovamente in studio e adesso ragazzi una storia molto ma molto bella, quella di Lamberto Giannini che dovremmo avere già in collegamento con noi. Pregherei la regia di collegarci con Lamberto per parlare di una compagnia davvero, ma davvero importante e soprattutto speciale. Lamberto Giannini è con noi? Sì, ciao a tutti, ciao. Ciao. Grazie. Ciao Grazie Lamberto. Grazie alla Calabria. Sono qui insieme a dei miei amici. Grazie. Compagnia. Grazie Lamberto, ti vedo e parliamo proprio di loro. Intanto, a parte che gli mandiamo un grande abbraccio virtuale a tutta la compagnia, questi splendidi ragazzi che sono alle tue spalle. Come nasce l'idea di questa compagnia, Lamberto? Ma l'idea di questa compagnia nasce 25 anni fa da una mia esigenza di voler fare teatro, però perché nel teatro cercavo qualcosa che per me fosse importante e le esperienze teatrali che facevo erano importanti, però mancava qualcosa, mancava quello che poi Pasolini mi ha insegnato nelle letture che ho fatto, mancava quella verità che deriva dalla marginalità sociale, da una profonda divergenza rispetto a un sistema, ma non per una scelta, ma proprio perché
è impossibile normalizzare certe strutture, e quindi questo teatro un pochino anomalo mi è interessato di più, e quindi insieme a Pier Giorgio Curti noi siamo come compagnia Maior von Fritsch su una diramazione dell'associazione OAMI, abbiamo buttato giù un'idea teorica di un teatro che fosse terapeutico, per poi rendermi conto che il teatro è terapeutico di per sé, quindi l'idea era quella di fare teatro, e quindi mi sono rivolto a associazioni, a soggetti con disabilità, e ora siamo 90 attori in compagnia, 60 a causa Covid abbiamo dovuto stringere, e metà di questi sono disabili, metà no, ma la caratteristica comune che poi rende complicato il lavoro per me è che purtroppo sono tutti livornesi e quindi hanno delle caratteristiche folli e ingestibili. Lamberto, prima di andare avanti pregherei la regia di mandare un contributo video di quelli che ci ha inviato. Vediamo un attimino di chi stiamo parlando. Prego regia. See the nation through the people's eyes. See tears that flow like rivers from the skies, and where it seems there are only borderlines, where others turn inside, you shall rise. You shall rise. There's disaster in your path, boundaries in your path. What do you desire when lifts you higher? You don't have to be extraordinary, just giving those who never heard your cries. You shall rise. You shall rise. And look toward the skies. Where others fail, you prevail in time. You shall rise. You may never know if you never lay low. You may never know if you never lay low. You may never know if you never lay low. You may never know if you never lay low. Ok, grazie alla regia. Lamberto, dicevamo dei ragazzi davvero speciali, ma in questo periodo di pandemia come avete fatto? Cioè, vi siete riusciti a vedervi, a portare avanti in qualche modo il vostro progetto, o si è bloccato tutto? No, noi siamo qui simbolicamente, questo è il giardino di un teatro che è un club musicale che è stato anche a Sanremo quest'anno per protestare contro la mancata possibilità per questi centri di continuare a vivere, che ci ha dato la possibilità di provare qui. Quindi, a parte il momento del lockdown rigido, poi noi abbiamo iniziato a provare in presenza nei momenti estivi tutti insieme, e nei momenti quando è ripartita la pandemia a gruppi di 8, perché la presenza è fondamentale, l'incontro è fondamentale, lo sguardo è fondamentale. Quindi io devo dire che ho anche la fortuna di avere dei collaboratori stupendi. Qui c'è Rachele Casali che fa la regia con me insieme a Marianna Sgherri e Gabriele Retano. Ho dei ragazzi che studiano, che lavorano e che vengono tutte le settimane, 2 volte a settimana, mancando poco. C'è Tommaso Dinelli in rappresentanza per loro. Quindi Lamberto, scusami un attimo, ma le istituzioni vi sono vicine? Allora, non mi lamento, nel senso che ci sono vicine. Ovviamente servirebbe di più, perché noi stiamo sognando in grande. La mia idea è che un giorno si possa realizzare, non so se ce la farò, ma
è una cosa che può accadere anche quando non ci sarò più, fra 100 anni, che possa esserci una compagnia di attori che riescono a vivere facendo questo in tanti. Oggi è impossibile, però diciamo che per quello che si può il Comune di Livorno, il sindaco Salvetti, la Regione Toscana, grazie anche al consigliere Francesco Gazzetti, la Banca Credito Cooperativo di Castagneto, ci danno dei sostegni importanti, poi l'ASA di Livorno, il CTT, che non bastano. E poi c'è la Fondazione Goldoni, il Teatro Goldoni, che è il teatro della città, che ci ha dato addirittura l'onore della residenza. Quindi sì, siamo riconosciuti, è riconosciuto il nostro impegno, è riconosciuta la nostra importanza, e senza presunzione ci rendiamo conto di averla, perché la cosa bella non è semplicemente il rapporto con ragazzi disabili, ma il fatto che i giovani di questa città abbiano fatto diventare, no, un trend positivo, quasi una cosa che va di moda, venire a fare teatro con noi. Quindi sono una valanga di questi giovani belli che studiano, che lavorano, che fanno cavolate tipiche dei giovani, che però trovano il modo di impegnarsi qui non tanto soltanto per l'altro, ma proprio perché qui riconoscono un valore artistico a questa esperienza teatrale. Senti, so che avete un applauso dallo studio per Lamberto e tutti coloro che ti danno una mano, ma so che hai avuto delle collaborazioni anche importanti, hai avuto delle collaborazioni importanti ad esempio con Paolo Ruffini. Ce ne puoi parlare di questo? Paolo è un amico di vecchia data. Io sono un pochino più grande di lui, ha fatto anche teatro con me quando era giovane, perché Paolo faceva tutte le esperienze, e un giorno mi ha telefonato e mi ha detto: ho fatto un sogno che si faceva uno spettacolo insieme, io e la vostra compagnia, e lo vorrei fare. Io ho detto molto volentieri, però pensavo fosse una delle tante idee, perché Paolo è un vulcano, aveva anche di idee. Invece quello stesso pomeriggio me lo sono trovato sotto casa, era partito da Milano perché aveva fretta di chiudere questa esperienza, e abbiamo fatto insieme un grande abbraccio, e poi Up and Down, oltre a essere uno spettacolo teatrale che ha fatto anche tantissimi sold out, ha girato i più importanti teatri d'Italia. Per noi è un sogno incredibile vedere i nostri ragazzi insieme a Paolo al Sistina, al Brancaccio, al Politeama di Catanzaro, alla Mezzia Terme, e poi è nata anche l'idea di un film che ha avuto addirittura l'onore di vincere un premio a Venezia, quindi mai avrei pensato in vita mia di ritrovarmi sul red carpet, però nella vita accadono anche le cose strane. Vediamo un altro video che la regia ha preparato, pronta per noi. Vediamola. Bravi! Ma c'è sta il disabile atleta! Bravi! Ma vai al mare! Chi c'è sta? È disabile! Là, che te guarda! Rossi, bianchi, neri, sono tutti uguali. Rubano tutti, rubano. Tutti rubano. Oh, ma che ti sembra d'essere? Nanni Moretti? Inezze Bombo? Inezze Bombo? Inezze Bombo? Inezze Bombo? Te la meriti, Nanni Moretti! Ah sì, Continuiamo così, facciamoci del male. Piano! 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 Let's start a war. Start a nuclear war. At the gay bar, gay bar, gay bar. Wow! At the gay bar. Now tell me, do you have any money? I wanna spend all your money. Grazie regia. Damiano.
Cosa vuoi aggiungere? Davanti a queste immagini che veramente rimani colpito dalla bellezza, anche, come posso dire, veramente dalla spontaneità di vedere l'arte così com'è, e mi vengono in mente le parole di tanti artisti che, diciamo, soprattutto in questo periodo hanno definito come l'arte, il teatro e la cultura come veramente una medicina per l'anima, e quindi riapriamo anche i teatri perché sono farmacie. In questo caso, che fanno bene al cervello, alla mente, al cuore, all'anima, davanti a queste immagini che mettono i brividi, cioè io ho veramente i brividi. Vincenza, cosa ne pensi? Ma guarda, sono delle immagini, come diceva Damiano, forti, importanti, che lasciano il segno, anche perché soprattutto l'ultimo video a me chiedo scusa, ha colpito particolarmente, no? Perché poi si parla tanto di disabilità, eppure in quel video, voglio dire una cosa forte, erano tutti disabili nella loro normalità. Perché un disabile è una persona normale come noi, ha dei sentimenti come noi, sente come noi, quindi chapeau a chi ha messo su questo spettacolo veramente, veramente bello, pregno di significato. Complimenti a voi. Pensate che vicino a questi ragazzi c'è anche un grande campione che è Giorgio Chiellini. Se Lamberto fa piacere grande raccontarci Giorgio. Qualcosa di lui, un aneddoto, come si esprime questa vicinanza di Giorgio Chiellini. Lamberto. Allora, è una vicinanza amicale perché siamo molto amici, e territoriale perché Giorgio è livornese. Quindi lui ha sempre seguito la nostra compagnia, veniva a vedere gli spettacoli, e quando c'erano i mondiali in Sudafrica 2010 lui venne a sapere che avevamo difficoltà economiche ad andare avanti, e senza che gli venisse chiesto niente ha detto: ci penso io, ditemi quanto e ci penso io. E non è stato semplicemente uno sponsor che ha dato dei soldi, e li ha dati tutti gli anni. È stato anche molto vicino, perché Giorgio è uno di quelli che ti telefona prima di uno spettacolo importante, prima ti fa complimenti quando vinciamo un premio. Quindi in campo è uno dei giocatori giustamente più odiati della storia del calcio, perché è veramente un difensore vecchia maniera, però e io lo amo anche come calciatore, però è veramente una persona straordinaria, e non è un caso che sia diventato capitano della Juventus e della Nazionale, perché per giocare a calcio bisogna essere bravi, per diventare capitani in mezzo a tanti campioni deve avere dei valori profondi dentro di te, e Giorgio questi li aveva da quando aveva 8 anni. Guarda, io Giorgio l'ho conosciuto quando seguivo la Juve per lavoro, e nonostante c'erano grandi TV, io all'epoca lavoravo per una TV locale lì a Torino, è stato subito disponibile perché vedeva comunque, aveva rispetto, no, di chiunque fosse lì dentro, non è perché c'era soltanto Mediaset o per citare, e quindi io da lì ho conosciuto veramente una persona eccezionale, veramente eccezionale. Sono sicuro, Lamberto, che come la definisci tu, la vostra casa, che è il Teatro Goldoni di Livorno, è davvero la casa delle grandi emozioni, è la casa della formazione, è la casa dei momenti speciali. A questa casa come si avvicinano o come si approcciano i livornesi? Allora, diciamo che una scommessa che secondo me si è persa, non a Livorno, ma in Italia, e non soltanto in Italia, è quello di far capire che il teatro è necessario, no? Come diceva Damiano, è un farmaco. Epicuro parlava dei 4 farmaci che curano l'anima, la filosofia come quadrifarmaco. Ecco, il teatro è un farmaco per l'anima. L'ho scoperto drammaticamente, perché stando un anno senza teatro mi è mancato troppo, mi è mancato tanto di questo, e quindi i livornesi amano il Teatro Goldoni, ci amano, però il fatto è che Livorno e tutte le altre realtà pensano che il teatro sia una cosa che, se c'è, bene, ma se ne può fare anche a meno. La nostra scommessa è mostrare che il teatro è necessario. È non solo per Livorno, giusto per dire, non solo Livorno, purtroppo. Io ho chiamato un grande attore, no? Ha vinto 9 premi Oscar, Marco Visconti. Puoi buttare giù un attimo la mascherina. Se ci dici, Marco Visconti, tutte le cose che ti piacciono, così capite con chi lavoro io.
Tutte le cose ti piacciono, tutte. A me mi piace il pomodoro, il fritto, il cocomero, il popone, le melanzane, il male. Ma te non sei? Vite. Ma io non sono ossessivo compulsivo. Poi a me mi piacciono i cavalli, a me mi piacciono. Ma non sei? Ma non sono ossessivo compulsivo. A me mi piace la gallinata, il bistro, ma io non sono ossessivo compulsivo. Ok, avete capito, no? Il livello di fulminati abbiamo a disposizione e giocano proprio su cosa. Però abbiamo anche il nostro dottore, il medico, Veni. Tu hai avuto Possiamo salutare anche, vai. E lui è il nostro medico, il dottor Massi. Massi, come si cura l'anima? Va bene così. Sì. Grazie dottor Massi e i preziosi consigli, grazie dottor Massi. Beh, Lamberto. Però si suicida, c'è anche Federico Parlanti che è l'unico che non abbiamo considerato. Se può buttare giù la mascherina. Vai, Federico, dove sta? Eccolo là. Sì. Cos'è la psicanalisi? La psicanalisi diciamo che è tipo una specie di iceberg che si può rompere in due pezzi. Ah, ok. Bene. Quindi anche che con chi si lavora, eccetera, poi qui con me c'è anche Rachele Casali, che è regista della compagnia, e Tommaso Dinelli, che è un attore che è entrato quest'anno. Così vi ho presentato anche uno spaccato. Senti Lamberto, cosa state preparando per i prossimi mesi? Sono curioso. Allora, stiamo preparando uno spettacolo il cui titolo è Augenblick, che in tedesco vuol dire batter d'occhio, no? Perché in un batter d'occhio possono cambiare tante cose. Uno spettacolo che io dedico, io sono un insegnante, a un mio alunno che purtroppo è scomparso, e ho sempre pensato, da quando le è accaduto l'incidente, come in un attimo prima lui fosse con gli amici, un attimo dopo non c'era più, no? Però non è uno spettacolo drammatico, i nostri spettacoli sono comici, cercano una profondità nella comicità, però cerchiamo un tema su cui costruire coreografie, testi, eccetera, e quest'anno il tema è proprio quell'attimo dove cambia tutto, no? Arriva una parola, arriva una frase, chiudi gli occhi, li riapri e è cambiata tutta la realtà. E il 13 luglio lo metteremo in scena in uno splendido scenario che è la Fortezza Nuova di Livorno. A Livorno abbiamo 2 fortezze Medice che fanno da coronamento alla bellezza di questa città, e d'estate speriamo, se le norme ce lo consentono, noi abbiamo già fissato la data il 13 luglio e abbiamo fatto anche un talk show, Gabbia Di Maio, e poi stiamo preparando uno spettacolo con un piccolo gruppo sulla storia d'Italia in fondo a destra, e poi ripartiremo, spero, anche con il progetto Up and Down. Senti Lamberto, voi vi spostate in tutta Italia, vi spostate anche all'estero? Allora, noi all'estero si viene una battuta a San Marino, è vero, fatto uno spettacolo lì. All'estero abbiamo vinto un festival importante, abbiamo vinto il premio europeo per l'integrazione teatrale a Wrocław in Polonia, che all'epoca era capitale europea della cultura. Ci siamo stati 2 volte, nel 2011 e 2013. Ci spostiamo con grande fatica perché tanti ci chiamano, quando si dice quanti siamo buttano sul telefono, giustamente. Quindi guarda, sai perché Lamberto ti ho fatto questa domanda? A me dispiace che proprio oggi non c'è Antonio D'Amico, che è all'interno dei nostri opinionisti, fra l'altro lui è presidente della Federazione Italiana Teatro Amatori. Sono sicuro che avrebbe voluto dire tante cose anche lui, avrebbe trovato subito già una sinergia come farvi scendere giù in Calabria, ne sono sicuro, perché è una persona anche lui ricca d'animo, e se c'è la possibilità, Lamberto, di avere un vostro... Ma la organizziamo. Ecco, se possiamo esservi d'aiuto, perché sicuramente ci stanno seguendo diversi amici del mondo del teatro, gestori anche di teatri, e spero che possa arrivare anche questo messaggio di dare una data a questa compagnia, perché è una compagnia davvero speciale per noi. Lamberto, è possibile? Quindi cosa bisogna fare per avervi giù? Trovare dei fondi, ma veramente noi minimi, non siamo pretenziosi, perché ci rendiamo conto delle difficoltà, e poi venire in Calabria non è semplicemente un viaggio, cioè lì si viene nel centro della cultura
cultura, cioè nella Magna Grecia, quindi è uno degli elementi. Io insegno filosofia, quindi quando si viene giù si respira cultura, si respira proprio la profondità e non è piaggeria da parte mia. Noi quando ci siamo mossi per fare spettacoli perché qualcuno ci ha chiamato, quando ci siamo mossi per fare spettacoli, per partecipare a festival, concorsi, abbiamo vissuto delle emozioni profonde, perché c'è il viaggio, c'è l'incontro, c'è lo scoprire da parte nostra delle realtà e queste realtà scoprono noi, quindi nascono delle sinergie che poi ci stiamo portando dietro. Io mi sono costruito tantissime amicizie proprio andando in giro per l'Italia grazie a questa compagnia. Lamberto, allora io sono sicuro che anche Damiano, Vincenza ci daranno una mano in questo. Facciamo in modo di trovare una data, cerchiamo di fare il possibile. Ci confrontiamo anche ci con confronteremo, Antonio, ecco, che è quello anche con che, diciamo, Antonio. Proprio sul campo è quello più addetto, no? Anche su Cosenza, insomma, lui con la FITA, sperando che con i vari decreti di PCM, sì, come anche prima diceva Lamberto, ad oggi, no? Al 13 aggiungiamo sempre ad oggi, perché ad oggi la situazione è questa, quindi speriamo che insomma a domani possiamo sbizzarrirci di più, no? Comunque, sicuramente inizieremo a pensarci, solo grazie al fatto che oggi vi abbiamo conosciuto, grazie a Saverio, uno dei nostri collaboratori che ha il rapporto con te direttamente, e spero dopo darai a Saverio tutte le indicazioni di quello che possiamo fare, perché ci proveremo, ecco, questo è sicuro, ci proveremo Lamberto, e ne saremo veramente onorati di avervi qui in Calabria anche con una data. Grazie, io farei chiudere per la compagnia Rachele Casali e anche Mascherina Giusti. Anche se vogliono fare un piccolo sketch, lo possiamo fare. Quanto abbiamo di pubblicità? Abbiamo un minuto. Vai, un minuto. Abbiamo un minuto, vai. Allora, si parte? Vai. Parte azione. Massi, vieni. Si deve fare uno sketch. Buttati giù la mascherina. Cos'è uno sketch? Finito? Sì. Bene. Dimmi tutte le cose che pensi sullo sketch. Io sullo sketch penso che lo sketch sia bello. Qualcosa di meno banale? Qualcosa di meno banale? Qualcosa di meno banale, mi penso che lo sketch faccia schifo. Ok, molto bene. Senti, Federico, buttati giù la mascherina. Come deve vivere un disabile? Il disabile deve vivere in allegria. Ma deve essere servito? Servito e riverito. E non discriminato. Anche discriminato, ma così buttiamo via anni di lotte. Bellino, l'Oxio. Può scoprire opere energia. Allora ha sbagliato, però doveva essere una citazione di Nietzsche, io ci dovrei dire, ma lei conosce Nietzsche? No, ha scazzato. Ha scazzato, semplicemente avvengono così. Però siccome Federico è molto bravo, in genere memorizza tutto, però oggi ha bevuto 2 bottiglie e mezzo di vino, mentre è vero? Sì. È anche uno spumante, quindi è completamente andato. Sfido chiunque dopo 2 bottiglie di vino e spumante anche solo a tenere la mascherina dritta, quindi... Lamberto, prima di chiudere, avete partecipato a diversi concorsi, come dicevi prima, avete ricevuto diversi riconoscimenti. Mi racconti quella che ti è rimasta più impressa, dove avete raccolto le emozioni più grandi? Abbiamo vinto 2 volte il Festival Giullare di Trani, saluto anche i miei amici pugliesi, e la seconda volta è stato straordinario perché non ce l'aspettavamo, fu un viaggio infernale, e sentir dire vince il premio come il miglior spettacolo, uno spettacolo incessante, la compagnia Mario von Finzius, e poi vedere l'urlo che arrivò a Livorno, perché i ragazzi erano già tornati indietro, ero rimasto io, mi mandarono il video dell'urlo, questa forse è l'emozione più forte. Grazie. Però io vorrei far chiudere Rachele. Vai, perché siamo... Vai. Per questa opportunità, per questo pomeriggio insieme, e spero di risentirvi presto per appunto organizzare qualcosa insieme giù da voi. Saremo davvero felici e ti prometto che ci impegneremo al massimo. Parla livornese. Volentieri. Nel contratto ci si mette anche le gazzose al caffè. Ecco.
Andiamo in pubblicità, grazie Lamberto Giannini, a tutta la compagnia, a tutti i tuoi collaboratori e questa splendida famiglia di ragazzi straordinari. Ci vediamo subito dopo la pubblicità, il TG Flash. A tra poco. Bene, eccoci nuovamente ritrovati in studio e adesso dovremo essere collegati già con il maestro Antonella Barbarossa. Mi date conferma dalla regia? Possiamo vedere anche il nostro ospite sul monitor, grazie. Vediamo se è collegata, il maestro Barbarossa dovrebbe essere in linea. Intanto allora, prendo la parola io, posso? Vai. Allora, sappiate, questo è un annuncio che faccio bellissimo, che subito dopo questa magnifica puntata di Ten e Lode, voi adesso vedete Giuseppe bello, sistemato, organizzato. Seguitemi su Instagram perché cominceranno ad uscire dei video molto interessanti di un backstage che è nato così, a mano, mettiamola così. Te l'ho detto che di lei non ti puoi fidare. No, ma non lo farà mai perché non vedrai. No, questo ti prego. Lei è il male, vedi, ti colpisce dopo. Allora, bella puntata per oggi, ragazzi, devo essere abbiamo affrontato sincero. Bei temi, come sempre, come ormai ci caratterizza, no? Come siamo bravi noi, nel senso che sia con leggerezza, ma anche con una certa attenzione a determinati problemi, quindi sì. Bene. Allora, mi dicono dalla regia che dovremmo avere il collegamento audio con il maestro Antonella Barbarossa. Proviamo a sentirla. Buonasera, maestro. Buonasera. Eccoci qua, bene. Allora siamo in studio, la nostra trasmissione Ten e Lode, è un argomento molto importante quello di oggi perché che parleremo con lei in quanto lei ha fatto proprio degli studi, a parte conosciamo bene il maestro Barbarossa, direttore emerito del Conservatorio di Vibo Valentia, compositrice, una musicista di grandissimo livello, ma in questo periodo della pandemia ha riscoperto uno studio scientifico, è quello proprio legato al coronavirus. Spero che lei ci può parlare di questa esperienza, maestro Barbarossa, cioè da dove è scaturita questa idea di approfondire che cos'era il coronavirus, che cos'è il coronavirus? Intanto saluto tutti quanti voi e tutti gli spettatori della sua trasmissione e ringrazio anche per questa possibilità di rivolgermi a tutto il mio popolo calabrese e non solo alla comunità che mi segue. I molteplici interessi alcune volte possono portare a scoperte anche in campi diversi dal proprio ambito operativo. Il mio, come sapete, è quello musicale, però è anche vero che è una vita che studio anche in altri ambiti. Allora, la domanda, che cos'è il coronavirus? Il coronavirus è una domanda a cui né io né in questo momento tutti gli studiosi del mondo possiamo dare una risposta. Però lei so che ha scoperto delle cose importanti. Guardi, sono partita quando è accaduto tutto questo da 3 riflessioni che adesso vi trasmetto. Mi sono chiesta, ma questo universo ha 14 miliardi di anni, perché non abbiamo trovato traccia? Forse perché la vita ha l'abitudine di estinguersi in massa su base regolare? Questa è la prima domanda che mi sono fatta. La seconda, che si collega tra l'altro ed è molto attuale: come mai tutti gli animali sono immuni? Non solo, come mai questi animali, a differenza di noi umani, annusano la malattia? Non tutti però per gli animali noi siamo letteralmente delle nubi, come dire, ombrose, semoventi.
Maestro Barbarossa, Damiano diceva che forse non tutti non gli tutti, animali... proprio tutte le specie animali, qualche specie l'ha preso, anche molto vicino Allora, all'uomo. vorrei farle un distinguo, ribadisco il concetto iniziale. Come mai tutti gli animali sono immuni? Purtroppo, quello che lei dice è vero, ma non sono più immuni perché la trasmissione del virus gliel'ha fatta l'umano e sono diventati positivi, ha capito? Certo. Ma quello iniziale, la mia domanda iniziale, a cui, come dicevo, si abbina, adesso so che stanno istruendo i cani ad annusare il coronavirus. E quelli che annusano in maniera naturale sono i mici, sono i gatti. Pensate un po'. Quindi ecco, queste sono state le mie riflessioni sulle quali ho iniziato a lavorare e seguendomi anche tutti i vettori dell'infezione nei 5 continenti. Mi sono data delle risposte alle quali sto ovviamente ancora lavorando anch'io, perché non è finito, mi mancano dei vettori di parametri ben precisi, si va avanti, continuo a scrivere e poi porterò, come ho detto, le mie considerazioni, le mie soluzioni in ambiti scientifici qualificati. Immagino che lei giustamente, ecco, non ci svelerà proprio nella nostra trasmissione tante curiosità che vorremmo chiederle, ma posso farle una domanda, cioè cosa può influenzare la diffusione del virus? Intanto per i telespettatori che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando in questo momento, stiamo parlando con il maestro Antonella Barbarossa, che non è un medico da curriculum, ma si sta impegnando nella ricerca di questo, per dare una mano, ecco, alla ricerca di questo mostro da combattere, questo famoso Covid-19 che sta portando distruzione in tutto il mondo. Quindi è chiaro che sono delle riflessioni, sono forse dei suggerimenti, ecco, sono dei consigli che poi il maestro Barbarossa credo porterà a dei centri di ricerca. Dico bene, maestro Barbarossa, per essere chiari con i nostri telespettatori? Certo, guardi, il virus più si diffonde e più si replica. Ha capito? Perché ci sono tutte queste che noi chiamiamo varianti. Ora, se noi vogliamo aiutare realmente la ricerca e tutti quelli che si stanno impegnando nel fare i vaccini, dobbiamo evitare il più possibile di farlo circolare, perché se no scappa anche al test molecolare. Pensi che il tampone cerca solo un pezzetto del virus, quindi bisogna stare attenti a non diffondere, perché trova la via e mettiamo in difficoltà anche il campo medico. Fra quanto secondo lei, se può dare una stima di tempi, è in grado di consegnare questa sua ricerca a chi ne sta facendo uno studio così approfondito? Sperare... Sì, è chiaro che deve entrare in un'equipe dove ci sono medici, scienziati, virologi, ha capito? Quindi, come è sempre stato, è un valore aggiuntivo la mia ricerca, a cui ho dato già la soluzione, però devo avere delle certezze. È inimmaginabile. Tra l'altro adesso abbiamo la tempesta dei gas che arrivano dal cielo, c'è l'inquinamento atmosferico per intenderci, e abbiamo proprio il coronavirus. Guardi, quando è scoppiato giustamente la preoccupazione di tutti i medici, di tutti i ricercatori, non è stata quella di studiare il ceppo principale che è il coronavirus, ma quello di fare in modo di avere più vaccini possibili per arginare, tamponare in qualche modo
questa pandemia. Ovviamente questo non significa che abbiamo risolto il coronavirus, quindi quelli che inneggiano siamo liberi, ma che ti liberi? Bisogna rispettare le regole. Certo. Assolutamente, perché se no la situazione precipita. Ora, io ho seguito anche tutta questa storia, il vaccino, quale vaccino, eccetera. Ma, signori miei, esistono dei medici. E intanto secondo lei dopo le vaccinazioni... la medicina scientifica che va seguita rigorosamente. Diffidate di medicine naturali e di santoni. Dopo le vaccinazioni possiamo sentirci tranquilli, quindi lei dice? Attenzione, tranquilli ma rispettando le regole. Le regole quali sono? La mascherina va usata. No, mi riferisco al vaccino in sé, dico, fare il vaccino è la cosa più importante, lo stiamo dicendo, ecco, possiamo sentirci tranquilli che quello che dicono AstraZeneca fa male, quello è peggio, quello è buono. I vaccini sono tutti buoni. Le ho detto già, mi riferivo proprio a questo. Consultare i medici, cioè l'individuo singolo consulta il medico e dice, secondo lei, fare? Io per esempio soffro di diabete, posso prendere questo vaccino o ne prendo un altro? Certo. L'importante è affidarsi sempre alla scienza. Attenzione, rigore scientifico, quindi medici. Maestro Barbarossa, visto che lei ci ha dato l'onore di lanciare questo input nella nostra trasmissione e sicuramente non è questo il luogo dove poter svelare, ecco, queste cose che lei sta studiando già da diversi mesi. Sì, anche perché sono in atto nella scrittura, nella ricerca, non ho finito, ho bisogno di altri parametri, guardi che non è una cosa facile. Da quanto tempo ci sta lavorando? Non amo millantare credito, insomma. Da quanto tempo ci sta lavorando? Appena siamo entrati in pandemia, le è venuto, cioè, da quando è entrato in gioco questa idea? Da un anno. Non è un'idea. Ci sono state una serie di situazioni per cui ho avuto questa soluzione che adesso sto verificando e man mano verifico in corsa d'opera, capito? Seguendo anche tutte le invenzioni dei 5 continenti. Ma visto che non possiamo svelare nulla, possiamo dare invece dei consigli a chi ci segue, insomma, come proteggersi dal Covid? Quali altri consigli lei si sente di dare? Guardi, intanto di rispettare, di usare questi strumenti che io indico più come strumenti medici, cioè la mascherina, i dispositivi di protezione. Ecco, qua mi sento di dirlo, con cognizione di causa, rigorosamente bianca, la mascherina, i guanti, attenzione, il cappello, perché abbiamo anche questi raggi diretti, e arrivo adesso a aggiungerne un altro, anche degli occhiali, perché questo virus può entrare anche dagli occhi. Poi limitarsi negli spostamenti. Ecco, ogni regione, noi qua in Italia poi abbiamo le regioni, ogni regione ha anche una sua specificità di infezioni, è un po' come negli Stati Uniti, solo che lì ogni Stato è l'Italia, insomma, per non dire di più, noi invece abbiamo le regioni, ma devo dire la verità che ogni presidente di regione sta giustamente guardando il suo popolo e il suo territorio e quelle che possono essere state, ci sono queste varianti. Si parlava di una variante terribile, la brasiliana, ma è arrivata niente di meno questa indiana che dicono che è peggio della brasiliana. Io per i miei studi e per le mie conclusioni, niente di meno, dico che adesso c'è il ceppo principale, è proprio coronavirus. Quindi il coronavirus, di cui non sappiamo niente, non guarda in faccia a nessuno.
come età, tant'è vero che adesso ha preso anche la fascia giovanile, che tra l'altro si trova in questo momento scoperto senza vaccino, anche se stanno provvedendo. Proprio Pfizer mi sembra che sta per fare uscire il vaccino per i 12enni e i 15enni. Grazie. I bambini sono anche colpiti, perché vede, mentre noi di una certa generazione, io dico sempre che abbiamo una biblioteca immunologica. Qual è questa biblioteca? È che noi abbiamo avuto il morbillo, abbiamo fatto tutti i vaccini, capito? Quindi noi in qualche modo siamo anche protetti, più adesso ci abbiniamo il vaccino nuovo. La nuova generazione, e soprattutto quelli che sono nati in questo benedetto 2019, non hanno questa biblioteca immunitaria e quindi sono più esposti a questa pandemia. Maestro Barbarossa. Allora bisogna proteggerli. Maestro Barbarossa, allora l'argomento è importante e io spero che lei ci darà l'occasione anche di venire poi qui in studio per parlarne, perché siamo in chiusura di puntata, quindi terrei aperto questo argomento e magari portarci un focus prossimamente, un aggiornamento nella prossima settimana. D'accordo, Maestro Barbarossa? Sì, il mio consiglio è comunque restate il più possibile, se vi è possibile, non spostatevi e state all'interno della vostra regione, poi limitate anche i viaggi e gli spostamenti e poi usate tutte queste maschere protettive di tutti i tipi, e nessuno si deve sentire libero di abbassare la mascherina e dire ma siamo liberi, siamo tornati alla vita, perché così non è. Bene. È l'unica maniera che abbiamo di aiutare la nostra nazione e chi in questo momento ci sta governando. Grazie al maestro oltre ai medici che stanno facendo le ricerche. Grazie al maestro Barbarossa per essere stata con noi, ritorneremo su questo argomento, siamo in chiusura, quindi salutiamo tutti i nostri ospiti che oggi sono intervenuti, i nostri opinionisti. Alessandro, grazie. Ciao. Mi dicono che dobbiamo già chiudere, dare la linea alla redazione, quindi grazie per averci seguito e aspettiamo il maestro Barbarossa poi qui in studio, se è possibile, per ulteriori approfondimenti. Grazie a tutti per averci seguito.